Andiamo con la posta di Mirella come tutte le mattine, per rispetto anche delle persone che scrivono, che hanno scritto questi bellissimi biglietti. Guardate che bello questo qua che hanno scritto, guardate che bello. Allora, Natale 2025, siamo 2026, non importa. Tanti auguri, gentile signora Mirella Tuzzato, ai suoi valenti collaboratori. Grazie per la vostra dedizione e il vostro patrimonio alimentare, culturale e vestiario, caro. Giulio, grazie Giulio, grazie anche del biglietto, sai Giulio, molto bello, mi fa piacere. Buone feste a tutti i collaboratori, in particolare a Mirella, e mi vogliono bene. Buon Natale Mirella, grazie del tutto cuore, grazie di tutto, buon anno Anna. Allora, ho letto un po' di bigliettini come faccio le mattine per rispetto di queste persone, adesso vi presento gli ospiti graditi. Abbiamo in presenza la professoressa Eddie Gonella, non solo presidente Associazione Amici del Cuore ma anche altro, che poi spiegherà, grazie professoressa di essere qui. Saluto anche il professor Michele Munafò, vediamo se è collegato, dirigente ISPRA, grazie anche a lei, e saluto anche Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico. Buongiorno, tutto bene Gianluca? Sì, esatto. Vedremo cosa ci racconterai questa mattina. Allora partiamo proprio dalla professoressa Gonella. Intanto chi è la professoressa Gonella? Cosa fa? Cosa ha questa prima associazione? Ma poi è presidente anche di altro. Prego professoressa. Allora, prima cosa non sono professoressa. Vabbè, mi hanno scritto professoressa, io devo leggere quello che c'è. Nessun problema, ecco. Sono presidente dell'Associazione Amici del Cuore di San Donà di Piave e sono anche presidente da 3 anni della Federazione Triveneto Cuore, che raggruppa 30 associazioni tra Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Bene. Cosa fate? Facciamo prevenzione cardiovascolare. Perché? Perché la prima causa di morte in Italia e nel mondo occidentale sono le malattie cardiovascolari. Ogni 100 morti in Italia 36 muoiono per malattie cardiovascolari, quindi è importantissimo fare prevenzione, perché con la prevenzione abbiamo la possibilità di ridurre questo primato infausto. Cosa facciamo? Prima di tutto, vedete qui di fronte a me ho un defibrillatore. Noi stiamo donando da 20 anni, da quando nel 2001 è stato liberalizzato l'uso del defibrillatore per i laici, cioè personale non medico, infermieristico, e abbiamo iniziato a donare defibrillatori in tutte le nostre città del San Donatese, da Cavallino Treporti fino a Bibbione, passando per San Donà di Piave, che è stata la prima città cardioprotetta. Abbiamo donato più di 20 defibrillatori e in contemporanea facciamo corsi BLSD per imparare ad usare il defibrillatore e soprattutto per far bene un massaggio cardiaco. Come mai queste donazioni e come avvengono? Ecco, come avete questo supporto? Da chi vi aiuta? Il supporto ci aiutano una 50ina di volontari che sono in piazza per 25 giorni all'anno con i nostri gazebo, dove offriamo le noci oppure il riso e i prodotti del nostro territorio in cambio dei progetti che presentiamo. Abbiamo già donato una 70ina di defibrillatori, noi li doniamo alle amministrazioni comunali, sono defibrillatori utilizzabili 24 ore su 24. E poi abbiamo fatto un progetto assieme alla nostra ASL 4 con la conferenza dei sindaci, in modo tale che ogni amministrazione comunale abbia un proprio funzionario che si occupa poi della manutenzione. Economicamente come vi sostenete? Con le uscite con i gazebo, con la raccolta fondi del territorio, e anche abbiamo tanti sponsor, main sponsor, ecco, come la Tergas che ci fornisce i defibrillatori, come Cuor di Noce, la Tenuta alla Spiga e tante altre aziende del territorio. Allora, quello che vorrei anche capire, si è parlato di prevenzione. Sembra che anche qua nel Veneto sia una parola un po' difficile da capire, si fa poca prevenzione. Secondo lei è perché si conosce poco, si ha paura, sempre questa parola però che è veramente imperversa, che è la paura di capire che ho qualcosa che non va, di stare male, specialmente la parte maschile che fa fatica a fare prevenzione più che la parte femminile che invece è sempre in prima linea. Ecco, cosa vuole dire questa mattina per far capire invece l'importanza di questa prevenzione che riguarda uno degli organi più importanti che abbiamo? Allora,
Perché le associazioni di Amici del Cuore nascono circa 40 anni fa, la nostra ne ha 37, perché nelle cardiologie scoprono che questa malattia comincia a diventare importante. Perché? Perché cambiano i stili di vita. Mangiamo tanto, mangiamo male e non ci muoviamo. Cominciamo a diventare sedentari. Fino agli anni 70, anche nei nostri territori, si lavorava nei campi, più del 90% dopo la guerra lavorava solo nei campi, poi siamo andati a lavorare nelle fabbriche, negli uffici, quindi poco movimento e una dieta sbagliata porta ad avere il colesterolo alto, la glicemia alta e sono i primi fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Più chiara di così non poteva essere la Presidente, lo diciamo tutte le mattine con le associazioni, il movimento è fondamentale. Ecco, io ho anche ospite, dicevo prima la professoressa anche di grandi luminari, il professor Garattini, che fa una colazione, un pasto solo, movimento tutti i giorni, ha più di 90 anni, gira il mondo, ma proprio uno stile di vita molto importante e soprattutto non usa gli antibiotici solo quando servono, che è questo il punto dolente del professor Garattini. Allora saluto e ringrazio anche Gianluca Codognato. Allora, Gianluca Codognato, responsabile Adico, come si apre questo 2026? Mangiamo male, mangiamo tanto, poco movimento, pochi soldi in tasca però per mangiare bene, perché tutti dicono si mangia bene, un litro di olio di oliva costa 20 euro, 15-20 euro, poi vediamo cosa mettono in commercio questa carne. Anzi, a proposito, Codognato, ormai c'è questo silenzio su questo importante servizio che ha fatto una delle più grandi TV che abbiamo, sulla carne scaduta, rietichettata, anni e anni, carne marcia, c'è un silenzio, nessuno sa più niente, cioè è stato chiuso, cioè anche voi dovreste occuparvi di questo, a capire, ecco, perché è un consumatore, siamo tutti consumatori, leggi l'etichetta, sì, ma si cambiano l'etichetta, cioè cos'è che, perché mangia bene, cosa vuol dire mangiare bene nel 2026? Perché non mi sembra che ci siano questi controlli così seri, così fatti, capillari. Ad esempio questa notizia sconvolgente che veramente l'opinione pubblica ha rabbrividito, ma non si sa più niente. Cos'è questo silenzio, Codognato? Cosa dobbiamo comprare per essere sicuri? Microfono. Sapete che io ogni tanto devo ricordarmi di aprire il microfono perché sono in ufficio. Allora, volevo collegare un tanto il discorso fatto precedentemente dalla vostra ospite riguardo alla prevenzione, perché è fondamentale, questo è chiaro, però andando anche più sullo specifico, diciamo che è fondamentale, essendo un po' cinici, anche a livello economico, perché chiaramente sapendo che per esempio il Veneto, la regione Veneto spende 10, 11, 12 miliardi di euro, penso sia il 70% del bilancio, lo dedica alla sanità, credo che appunto la prevenzione sia alla base di un possibile risparmio futuro per quanto riguarda la sanità, sia proprio la base, perché meglio prevenire che curare, insomma lo sappiamo tutti. Per quanto riguarda invece il discorso che facciamo sul mangiare, io parlavo l'altro giorno proprio con un mio amico, che lui tra l'altro è vegano, e abbiamo visto come per esempio abbiamo avuto un periodo quando era ministro Veronesi in cui si era molto puntati i riflettori ad esempio su il problema della carne, del consumo eccessivo di carne, soprattutto di carne rossa, e devo dire che in quel periodo effettivamente, forse perché lui era ministro, qualcosa era secondo me cambiato nella sensibilità. Invece adesso siamo tornati un po' a fregarcene, quindi a riacquistare, a fregarcene un po' anche di questi discorsi un po' salutisti. Per quanto riguarda invece la spesa, a noi risulta, c'è una cosa che vogliamo mettere in chiaro, siccome sentiamo dire molto spesso dal governo soprattutto, insomma, che le cose stanno andando davvero bene, che siamo il paese del ben godi. Io voglio ricordare che attualmente al supermercato noi abbiamo i prezzi che nel 2022 sono aumentati di circa il 10, 15, 20%, e quei prezzi ci sono ancora, cioè non è che siano diminuiti perché l'inflazione è diminuita. Quindi noi, tu parlavi Mirella del carrello della spesa, lo dico ogni volta che vengo in trasmissione, sarò anche noioso, però è veramente il problema principale. In questo momento più delle bollette, perché le bollette oscillano e vanno molto a periodi. Il carrello della spesa invece è sempre è quello, e io personalmente quando vado a fare la spesa resto sconvolto, perché esci col carrello mezzo vuoto, il portafoglio vuoto effettivamente. Quindi il problema esiste, e forse anche da qua sta la difficoltà magari
di alimentarsi bene, perché uno a questo punto prende magari prodotti un po' meno cari, magari quelli un po' più scadenti, e quindi chissà, non lo vedo bene questo anno, soprattutto se chi ci governa ha un approccio estremamente positivo e ci fa capire che insomma in realtà sta andando tutto molto bene, i ristoranti sono pieni, come ci ricordiamo che diceva Berlusconi a suo tempo. Ecco, quindi insomma io non vedo bene questo 2026, però vediamo cosa succederà anche a livello internazionale. Non mi hai risposto però su questo silenzio, su questo macello che continua a lavorare, non si sa niente. Ma i problemi diciamo sì, di questo tipo di allevamenti, che in realtà esiste da tempo, io personalmente ho visto anche nel Veronese per esempio gli allevamenti di un famoso industriale del pollo, e il silenzio io credo che derivi dal fatto che, mi dispiace dirlo, ma credo che ci siano delle lobby insomma, che governino anche queste situazioni, per cui effettivamente c'è tutto l'interesse a far sì che certe cose non vengano fuori, proprio perché a difesa ma lo diciamo sempre Mirella, che insomma ma è meglio che lo diciamo ancora, guarda che non fa mai male dirle tante volte e parlare di lobby, lo continuiamo a dire, però alla fine non è che le cose stiamo parlando di salute pubblica, salute nazionale, non una cosa da poco, perciò anche voi penso che dobbiate accelerare, perché siamo consumatori, voi rappresentate anche i consumatori, perciò io penso che un po' di serietà, ecco, soprattutto sulla trasparenza, per quanto ci riguarda, ce la meritiamo, visto che paghiamo persone che dovrebbero fare questo. Allora saluto e ringrazio anche il professor Michele Munafò. Allora spieghiamo cos'è l'ISPRA. Professore, la ringrazio, poi come commenta quello che ha sentito, poi parleremo anche di rigenerazione urbana. Prego professore. Sì, buongiorno, intanto grazie dell'invito, è un piacere tornare qui in trasmissione. L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quindi un istituto di ricerca pubblico, centrale, nazionale, che si occupa prevalentemente di monitoraggio e controllo dello stato dell'ambiente e di coordinare poi la rete delle agenzie delle regioni e province autonome per la protezione dell'ambiente, quindi ad esempio ARPA Veneto nella regione Veneto, che insieme a ISPRA e queste agenzie costituiscono il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi un sistema molto ampio e diffuso sul territorio che mette proprio l'attenzione al monitoraggio e al controllo dello stato dell'ambiente dei territori in cui viviamo al centro della propria attività, rendendo disponibili dati, informazioni e quant'altro utile poi per prendere le decisioni auspicabilmente migliori per tutelare e difendere il nostro ambiente, che collegandosi un po' a quello che si diceva prima è anche una forma essenziale e importantissima di prevenzione. L'ambiente in cui noi viviamo è fondamentale ovviamente per tutelare la nostra salute, il nostro benessere, soprattutto poi negli ambienti di vita che sono prevalentemente gli ambienti urbani e suburbani nel nostro paese, dove ad esempio la presenza di aree verdi, di spazi aperti, di aree naturali all'interno del tessuto urbano è fondamentale. Sappiamo tutti benissimo come, ed è dimostrato ampiamente, come la presenza di aree verdi intorno alle nostre abitazioni, ai luoghi dove viviamo, invoglia fortemente poi a una vita all'aria aperta, a fare una passeggiata ad esempio nella natura, o comunque anche se in una natura urbana, comunque in un ambiente più vicino a quello che è l'ambiente naturale, o comunque con alcune funzionalità ambientali e naturali, e questo è dimostrato ampiamente come sia un fattore di benessere psicofisico formidabile e fondamentale anche ai fini della nostra salute. Quindi queste aree verdi così importanti all'interno delle nostre città sono un motore non soltanto per il nostro benessere, ma sono comunque fondamentali poi per mantenere ad esempio un livello di biodiversità urbana, ma soprattutto per equilibrare e regolare i cicli ambientali. Che cosa sono questi cicli ambientali? Sono quelli che permettono al nostro pianeta di funzionare, e così nelle nostre città i cicli ambientali devono mantenere una funzionalità, perché questi cicli sono, se interrompiamo questi cicli ne vediamo le conseguenze. Basti pensare al ciclo dell'acqua. Il ciclo dell'acqua è un ciclo che si chiude in natura normalmente. Quando noi invece
modifichiamo il nostro territorio, ad esempio costruiamo eccessivamente sul territorio, impermeabilizziamo i suoli, alteriamo le funzioni di leviamo la vegetazione, questo ciclo dell'acqua si linearizza, quindi l'acqua non viene più trattenuta, non gira più intorno a un ecosistema, non si chiude, ma invece aggrava ad esempio i problemi di dissesto, perché l'acqua tende a scorrere velocemente in superficie, non viene più trattenuta e quindi aumenta i fenomeni di pericolosità anche idraulica, di alluvione, di allagamento sul nostro territorio. Questo è solo un esempio tra i tanti che si possono fare dei motivi che ci inducono a pensare e a mettere al centro dell'attenzione proprio queste aree verdi all'interno dei luoghi dove noi viviamo. Sono fondamentali per tantissimi aspetti. Il problema è, professor Munafò, io condivido in pieno quello che lei ha detto, però mi sembra che di parole ne sentiamo tantissimi, anche di promesse, ma nella realtà come agiscono questi amministratori? Qualcuno dice perché non ci sono soldi da investire, pochissimo, specialmente da parte dei sindaci, ma pure anche a livello regionale abbiamo visto dove sono stati investiti. Anzi, io sono molto preoccupata perché non piove, non nevica, fra poco partono le Olimpiadi, non so dove andranno a prendere la neve, professore, non so se qualcuno lassù magari vorrà, perché sembra che qualcuno stia punendo. Ecco, perché sta nevicando dove non dovrebbe nevicare, dove dovrebbe nevicare non lei sorride, ma io penso che lassù qualcuno abbia visto qualcosa, adesso ve la faccio pagare perché è una cosa incredibile, e soprattutto capire invece, ecco, di affiancarsi questi amministratori, questi dirigenti, di persone competenti come siete voi, ne abbiamo tanti, di fare dei tavoli dove veramente la competenza dovrebbe dare il là, specialmente con l'urbanistica, ma mi sembra che non si faccia questo. Io non vedo pulire i fiumi. Adesso sarebbe anche il caso, visto che c'è una siccità, si vede anche bene. E poi quando io invito questi enti, il problema è, professore, che tutti dicono che fanno. Tutti impiegano denari, fanno di tutto e di più, progetti. Poi il cittadino esce di casa e vede quello che vede. Non le sembra che anche qua sull'inquinamento ambientale ci sia poca trasparenza? Perché se la fanno e se la godono, come facciamo noi a fare il contraddittorio con certi enti se non sappiamo niente? Perciò io invito sempre, come faccio con voi, a venire in trasmissione a spiegare chi sono, cosa fanno. I bilanci li devono fare pubblici, parlare, non andare su internet, perché noi abbiamo una popolazione che è diversamente giovane, ma sono anche in grado di capire perché pagano ancora le tasse e siccome non li hanno preparati con i nuovi strumenti hanno bisogno di capire a voce. Però tutti ce la raccontano, professore, ma cos'è l'inquinamento ambientale nel 2026? Perché abbiamo i PFAS, ma io invito le mamme qua, ma per fare un passo sono anni e anni che premono, però continuiamo a mangiare questi ortaggi, questa verdura. Non sappiamo da dove arrivi, perché come vai a vedere da dove arriva la verdura, se arriva da queste zone rosse o dove. Cioè c'è poca trasparenza anche per quanto riguarda questo ambiente che lasceremo ai giovani. I giovani, professore, sono molto vicini all'ambiente. Noi li vediamo scendere in piazza per l'ambiente, altro che non hanno voglia di far niente, non ci sono. E come ci sono i giovani e che idee chiare hanno, però non vengono ascoltati, anzi danno quasi fastidio. E invece sono quelli che hanno capito l'importanza dell'ambiente, perché sarà il loro futuro. Cosa dice, professore? È proprio così, intanto sui giovani bisogna assolutamente, come dire, oltre che invogliarli, ma forse da quello anche concordo con quello che diceva, non ce n'è neanche bisogno, ma permettergli di manifestare anche la loro opinione, anche il dissenso rispetto a determinate situazioni, anche perché è importante che questi giovani si rendano sempre più conto e che noi come Paese ci rendiamo sempre più conto di quelle scelte che stiamo facendo, spesso irreversibili, e che stanno impattando sul futuro di tutti noi e ovviamente dei giovani e delle future generazioni. Basti pensare ad esempio anche lì per capire qual è la distanza spesso tra gli obiettivi di
di vario livello, dal livello globale, europeo, nazionale, fino a livello locale, a quello che poi è la difficoltà di raggiungere, di attuare questi obiettivi. Basti pensare al tema del consumo di suolo, ne abbiamo parlato altre volte, quindi l'aumento dell'espansione delle aree artificiali, delle aree urbane, delle infrastrutture sul nostro territorio, che nonostante obiettivi ben definiti ai vari livelli di arresto del consumo di suolo, continua a crescere purtroppo in maniera, anzi addirittura accelerare, perché noi abbiamo presentato alla fine dell'anno scorso il rapporto aggiornato sullo stato del nostro territorio e abbiamo visto che soltanto negli ultimi 12 mesi abbiamo continuato a consumare il nuovo suolo ad una velocità crescente. Basti pensare che stiamo parlando di 230.000 metri quadrati al giorno di aree naturali, aree agricole che vengono sostituite da nuovi cantieri, nuovi edifici, nuove infrastrutture. O dal fotovoltaico, professore, cosa dice del fotovoltaico? Adesso qui abbiamo dei problemi anche a Rosà, io ho avuto un fisico, ha detto ma perché a Rosà coprono tutto quel territorio? Non serve? Ma perché non serve? Basta tanto meno. E come mai? Allora anche là un business, però come dice lei non ascoltano. Prego, prego. Sì, rende evidente anche la contraddizione di alcune politiche, se vogliamo, perché se è vero che siamo tutti d'accordo sulla necessità di una transizione energetica e di una decarbonizzazione della nostra economia, non possiamo continuare a bruciare combustibili fossili, e su questo gli effetti, gli impatti di queste scelte scellerate del passato, ma forse anche in parte obbligate, sono sotto gli occhi di tutti. Però è anche vero che non possiamo, con la scusa della transizione energetica, andare a coprire di pannelli e di impianti fotovoltaici o di torri eoliche aree naturali, aree agricole, aree preziosissime, ad esempio anche per la produzione agricola, perché basti pensare che noi siamo in deficit, no, di produzione agricola, non possiamo permetterci di sostituire i campi con i pannelli, e ci sono soluzioni alternative. Noi tra l'altro abbiamo fatto uno studio che dimostra come utilizzando soltanto una piccola parte dei tetti degli edifici esistenti noi saremmo in grado di coprire le esigenze e i fabbisogni. E mi dica perché non lo fanno allora? No, perché vede, il problema è che voi parlate, date anche degli esempi concreti su come si può anche risparmiare e salvaguardare il territorio, ma si va da un'altra parte? Perché si continua invece a chiedere anche questi territori urbani per fare il fotovoltaico. Poi ritorneremo, professore. Andiamo da Rinaldo, poi ritorniamo dalla professoressa. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto ringraziamo la professoressa per quello che ha fatto, perché è molto utile e la prevenzione sul cuore, che a me è capitato anche a me, che mi dà salvare pene e non sapevo neanche cosa che fosse sta roba, perché non mi sono neanche interessato. E dopo, acqua e acqua, non fa fritto, dice al mio paese, va bene? E tutti quanti si pieni di sapienza, si pronti per risolvere i problemi e torniamo sempre a capo. Mica 82 anni, sono 82 anni che sento chi ha da risolvere questo, quello. I contadini risolveva, i contadini io badava, io curava, adesso ti fa perché c'è dappertutto, non solo che sulla terra, e che una roba, ma cosa dobbiamo combattere? Qui mulini a vento, chi che fa quello che voglio, i supermercati ne fa mangiare quello che voglio, e fa mangiare bene, devo il minimo 3.000 euro al mese, e un po' disgraziato come mi dice, 1.000 euro di pensione, cosa vuoi che mangia? Non ti puoi mangiare, è una roba buona, bisogna che ti mangi. Scatolette di tonno da 80 centesimi, ma noi non mi cerca, il tonno buono costa 60-70 euro anch'io, quello buono. Ma dai Mirella, io ne conto quello che vuoi, chi sta bene? I politici, chi ha da vergognarsi, perché io sta bene, che puoi mangiare bene, e gli butta via la cocottina, cosa che si io fare, i pedofili, quei fiacoli, siamo... Pararia che fosse, ma che cosa ne mi cerca? Che fra 4 mesi c'è da piangere per pagare tutti i debiti che facciamo adesso. Perché quello che deve adesso... Ma stai facendo sorridere anche la Presidente
Chissà quanti la pensano come te. Chissà quanti la pensano. Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti perché come vedi ho tanti ospiti, ma ti ringrazio della telefonata, ti sento in salute, perciò mi fa molto piacere, ma d'altra parte sei un guerriero. Allora Presidente, come commenta? La prevenzione, come io non sapevo, sfortunatamente ho inciampato e mi sono accorto invece l'importanza della prevenzione. Prego. Prima mi aveva chiesto perché si avvicinano più donne che uomini. Effettivamente le associazioni Amici del Cuore si occupano di fare anche screening cardiovascolari in tutto il territorio durante l'anno. Noi ne facciamo da 3 a 4 l'anno per 300 persone, 300-400 persone. A questi screening vengono gratuitamente. Nel periodo della pandemia non nascondo che in alcuni comuni ne sono stati fatti anche più di 2-3 in un anno, proprio perché la richiesta della popolazione era molto elevata. Quindi è un problema di denaro, è un problema di riuscire ad arrivare alla fine del mese, proprio perché abbiamo anche una popolazione molto più anziana, quindi con tante comorbidità, non solo le malattie cardiovascolari, ma anche diabete o altre cose. Okay? Quindi essere presenti nel territorio per noi, lo dico anche in federazione, queste associazioni, che siamo tantissime, che si occupano di salute in senso generale, non solo del cuore, ma abbiamo tante associazioni dei diabetici o altro, di malattie rare e quant'altro, siamo il baluardo della sanità pubblica. Cerchiamo di lavorare insieme, collaborare. Da 1 anno e mezzo abbiamo anche la sanità partecipata in Veneto, in cui le nostre associazioni si siedono ai tavoli per discutere assieme le normative sanitarie che vengono fatte nel nostro territorio. Quindi con molta calma e molta pazienza, perché non possiamo arrivare a dire voglio questo e voglio l'altro e pensare di averlo subito, ma bisogna avere pochi obiettivi e continuare a chiedere, continuare a collaborare, continuare a insistere su quello che sono le necessità, perché noi abbiamo il territorio, gestiamo palestre, parliamo con la gente quando siamo nei gazebo, abbiamo i nostri volontari e raccogliendo le istanze di tutte queste persone con quali siamo continuamente ogni giorno che ci confrontiamo nel territorio, riusciamo a farle arrivare anche nei tavoli delle decisioni. La sanità è regionale, quindi niente di meglio esserci in questi tavoli. I giovani e la prevenzione, voi soprattutto tante associazioni vanno nelle scuole, noi abbiamo visto quel ragazzo che ha fatto il massaggio cardiaco a quella signora che era caduta, il signore, dove l'ha imparato a scuola, era la prima volta, però era stato intrigato, aveva imparato, vuol dire che dobbiamo intrigare questi ragazzi, questi giovani. Prego Presidente. Noi ci sono tante associazioni nel Veneto che si occupano di fare corsi e di fare anche educazione alimentare all'interno delle scuole. I giovani, ricordo 1 anno fa che un ragazzo di 10 anni, grazie al 118, al telefono con il 118, ha salvato la mamma. Quindi non è difficile fare un massaggio cardiaco o usare un defibrillatore. Certo è che fare un corso, io lo dico, ci aiuta prima di tutto a tenere a bada il panico. Perché oddio, oddio, non serve fare niente, ma se hai un schema, se impari cosa devi fare, riesci a tenere a bada il panico e poi essere presente nel momento dell'infarto è fondamentale, perché quando facciamo i corsi, che ne facciamo 5-6 all'anno per più di 200 persone, io dico: noi siamo quelli che salvano il cervello delle persone, perché nessuna ambulanza arriva in 5 minuti neanche in centro cittadino, e dopo 5 minuti che il cuore è fermo il cervello comincia a degradarsi. Quindi sapere cosa fare, chiamare il 118 prima di tutto, recuperare un defibrillatore se è lì vicino, e c'è un'app da e dove che si può tranquillamente scaricare nei telefonini e capire dove è quello più vicino dislocato, e fare subito un massaggio cardiaco quando una persona non risponde e non ha niente,
è fondamentale per salvare una persona. In Italia si salvano circa dal 5 al 10%, e a Piacenza, che è la prima città la più cardioprotetta in Europa, si salva il 25%. Avete capito che numeri importanti ha dato la Presidente Donella. Allora, Codognato, i giovani e la prevenzione. Chi sono i giovani consumatori? Cosa consumano? Avete dei dati? Come avete chiuso il 2025? Prego. Ma il 2025 si è chiuso appunto facendo un bilancio tendenzialmente negativo, perché noi abbiamo avuto la sensazione che le famiglie siano sempre più in difficoltà, ma lo vediamo anche dai dati Istat che mostrano appunto l'aumento della povertà sia relativa che assoluta. Quindi diciamo noi nei nostri uffici approdano soprattutto persone adulte o anziane. Noi sappiamo che gli anziani in primis sono persone che pongono più il fianco a possibili truffe, a raggiri, eccetera eccetera. Per quanto riguarda i giovani, noi notiamo, almeno per quelli che sono i casi che ci capitano dalle nostre parti, una situazione familiare un po' complessa. Da noi per esempio si rivolgono anche persone, adesso non so se esco fuori dal tema, però si rivolgono giovani che hanno avuto problemi per esempio con l'agenzia matrimoniale o che hanno avuto problemi con siti di incontri. Ecco, a noi ha dato la sensazione che ci sia una grande solitudine, insomma, tra molti giovani, o forse anche un forte individualismo, per cui infatti registriamo il crollo delle nascite e registriamo appunto una sostanziale disgregazione delle famiglie. Quindi noi abbiamo una sensazione un po' particolare, ripeto, magari da noi vengono più persone anziane o adulte che i giovani, però le persone giovani che vengono manifestando grandi difficoltà quando sono magari in coppia, in famiglia, grandi difficoltà nel pagamento del mutuo, grandi difficoltà nelle spese condominiali, nella vita quotidiana. Se no appunto seguiamo persone, questo proprio abbiamo avuto abbastanza un boom, persone giovani soli che cercano una persona a conquistare, che si rivolgono magari appunto a queste piattaforme dalle quali poi vengono fregati o comunque rimangono delusi perché spendono anche tanto. Ecco, quindi noi registriamo una certa solitudine per quello che può essere il nostro approccio con i giovani nei nostri uffici. Quindi non ci stupisce neanche che magari anche per quanto riguarda la salute, la prevenzione, fermo restando che, come dicevi te Mirella, i giovani sono anche quelli, tanti giovani sono anche quelli che scendono poi in piazza a protestare contro l'inquinamento, insomma, per l'ambiente. Però contiamo che a fronte di quei giovani che scendono in piazza ci sono tanti giovani che, diciamo così, tra virgolette, se ne fregano, sono quei giovani che ai quali magari interessa solo guardarsi il Grande Fratello. Insomma, ci sono varie tipologie di giovani. Quindi ecco, è una visuale un po' che dipende appunto dal tipo di giovani che guardiamo. Però, il problema è che quei giovani bravi non li facciamo vedere, Codognato, perché noi dobbiamo far vedere gli esempi negativi, e quello è il grande problema. Certo. Io sono convinta che di esempi buoni, belli e importanti da parte di tantissimi giovani ci sono, è che non hanno visibilità, non hanno ascolto, non li facciamo vedere. Io delle volte invito, fanno delle cose bellissime, nessuno sa niente, ecco, e questo veramente crea un grande problema, perché poi dici ma chi me lo fa fare? Ecco, mi do tanto da fare, anche giovani universitari, e studiare è facile dirlo, una stanza costa 500-600 euro, non so se rendiamo conto di cosa sta succedendo, poi vivi, ecco, muoviti, ma cosa vogliamo dire? Poi io sono convinta con te, sono molto d'accordo che c'è l'individualismo, non è più come una volta, non sono i soldi, Codognato, anche per me che non si fanno i figli, anche in parte, ma una volta si era poveri e facevano 10-12 figli. Adesso fare un figlio, già farne uno. Io ho avuto una sindaca, una che è anche avvocato, che ha detto: io ho deciso a 40 anni perché prima volevo fare la mia vita, e come lei ce ne sono tantissime, inutile che ce la giriamo, non sono i soldi a mio avviso, è proprio che è cambiato, c'è un cambiamento epocale per quanto riguarda anche, ecco, le nuove generazioni, e non c'è niente da fare, vivono in maniera diversa, c'è tutto un cambiamento radicale, loro vogliono lavorare meno e vivere di più, questa è la verità. È inutile che ci guardiamo indietro una volta, loro dicono sì lavoro ma voglio anche vivere, non hanno mica torti, attenzione, perché calma, loro hanno le idee più chiare di quello che pensiamo. Sentiamo anche cosa dice il professore. Professore, cosa dice
per quanto riguarda appunto, professor Munafò, i giovani, ecco, perché vogliono anche vivere, cioè, calma, sempre indietro, guardiamo avanti anche noi come fanno loro. Ecco, come vede lei i giovani, professor Munafò? Ma qui, come dire, racconto più una cosa, un punto di vista quasi personale come dire, da padre di 3 ragazzi abbastanza cresciuti anche, ed effettivamente io vedo come dire, queste situazioni molto diversificate, effettivamente, giovani impegnati socialmente, politicamente, che si interessano, e invece effettivamente c'è una questione gravissima, no? Come dire, di perdita anche di stimoli, a volte legati a una socialità in presenza, come dire, che invece viene filtrata spesso attraverso social network o strumenti di comunicazione di questo tipo, e poi spazi sempre più ridotti, anche, come dire, forniti da scuole o da servizi pubblici che in qualche modo oggi fanno fatica, penso, a raggiungere tutti, soprattutto poi chi ha magari difficoltà economiche. Quindi è una situazione sicuramente difficile dal punto di vista della realtà anche ambientale su cui poi questi ragazzi si trovano a vivere. È chiaro che si trovano spesso in situazioni anche che dal punto di vista del territorio che loro hanno di fronte sono spesso anche situazioni di degrado, e questo non aiuta, perché vivere in una situazione dove c'è un degrado dello stato dell'ambiente, ci sono rifiuti, ci sono situazioni di non attenzione anche a quelli che sono gli spazi comuni. È chiaro che non aiuta a far crescere una generazione che abbia una sensibilità vera su questi temi, e spesso può sentirsi, come dire, frustrata, no, di fronte a certe situazioni. Però l'altra faccia della medaglia è che invece ci sono delle reazioni anche positive, quindi vedo sempre più attenzione dal mio piccolo come dire, osservatorio su giovani che invece si rendono conto che è importante impegnarsi, ad esempio, per la tutela dell'ambiente, del territorio, quindi come dire, mettersi in prima persona in gioco. E quindi può sembrare una cosa inutile, insomma, quasi come dire una cosa da domenica ecologica, di persone che scendono in strada con la pettorina per pulire il marciapiede, e però esperienze come queste in realtà non fanno che avvicinare poi i ragazzi invece proprio a quell'attenzione a un territorio, ai beni comuni, allo spazio che ci circonda, che è fondamentale se vogliamo effettivamente far crescere una consapevolezza e una cultura collettiva su questi temi. Sa, professor Munafò, che io sono anni che dico, minimo saranno 3 anni che io darei il voto ai 17enni, come c'è d'altra parte in altre parti d'Europa. Non vedo perché gli diamo pure il patentino e li mettiamo su una strada, sì, allora va bene. E perché non provare? Io sono convinta che hanno paura di questo voto, hanno il terrore di questo voto, perché io penso che sarebbero anche capaci di far capire cosa vorrebbero. Ecco, perché se mi spiegano, e lo dico sempre, ma spero che qualcuno anche capisca, se il 50enne, il 60enne o il 70enne è capace di capire cosa sta votando. No, solo loro non sono capaci di capire. No, bisogna insegnargli prima, mi dicono, ecco, cos'è la politica. Iniziamo a capire invece fino adesso cosa abbiamo insegnato loro e come si esprimono, chi ha voglia di dire la sua. Perché io vedo anche tanti amministratori giovani, specialmente sindaci, che invece hanno voglia di fare, fanno squadra, si impegnano, cioè questo bene comune l'hanno capito, però il voto ai 17enni anche no, mi dicono molti della politica. Pubblicità. Allora, Presidente Gonnella, cosa diciamo per quanto riguarda i giovani, questa prevenzione, fare comunità? Io sono convinta che se li intrighiamo di più ne avremo molti di più. Il problema è che devono sempre ascoltare, noi professori, loro sempre studenti, anche no, hanno detto a un certo punto. Prego.
Noi quest'anno, come Associazione Amici del Cuore di San Donà di Piave, abbiamo realizzato un progetto con la scuola Enrico Totti di Musile di Piave per realizzare le 6 tavole del calendario che doniamo a tutte le scuole elementari e medie da Cavallino Treporti a Bibbione. Sono stati coinvolti dalle loro professoresse, sia quelle di disegno, di arte, sia quelle di scienze e matematica, e hanno realizzato 6 tavole eccezionali veramente. E ho portato il dottor Milani, il cardiologo, che è il nostro socio fondatore, per 2 ore a spiegare che cos'è la prevenzione cardiovascolare già ai ragazzi delle terze medie, il fumo quanto male fa e via dicendo. Quindi anche attraverso questo progetto si fa prevenzione nelle scuole, e coinvolgere i ragazzi su questo è stato veramente entusiasmante, perché sono molto attivi, molto pronti, fanno le domande, è stato veramente bello. Anche questo è un altro modo di fare prevenzione. Si fa prevenzione, però poi quando escono da casa li offriamo di tutto e di più, specialmente per quanto riguarda l'alcol. Io ho avuto il presidente delle discoteche di Venezia e Rovigo, anzi vorrei che sentisse cosa sta succedendo al Piper di Roma, magari, o al MoMA in Lombardia, visto che hanno detto che qui in Italia non succederebbe perché sono tutti controllatissimi. Ecco, abbiamo visto. E quello che non sappiamo, i nomi non li hanno detti tutti. Ecco, questo ragazzo che a quell'età, ecco, si vede offrire quelle cose che magari in qualche modo ti danno una certa ebbrezza. Ad esempio il fine settimana, se non ve lo dico, nessuno ve lo dico io, bevono tantissimo. Questa è la verità, ma non ve lo dicono. Ecco, anzi è diminuito, bevono una volta e bevono da matti. Io li ho visti e mi sono anche confrontata. Sì, è vero, un'uscita, ma di quelle toste ce la meritiamo, mi hanno detto, perché riusciamo a staccare la spina da tutto. Io non so se è proprio così, il problema è che non c'è niente altro, si offre ben poco, e se vogliono qualcosa devono pagare, perché costa tutto. Fare sport costa, qualsiasi cosa costa. È un'età dove fai fatica a capire che la stizzella arriva fin là, anzi ti piace superarla. Vediamo come stanno giocando anche con l'alta velocità, per quanto si dica, poi vediamo, ecco, non si rendono conto, ecco, questa adrenalina che provano. Ecco, cosa vorrebbe dire a questi ragazzi che veramente giocano con la vita, con la morte, come fosse qualcosa di passaggio? Non donano perché hanno paura, perché poche donazioni anche da parte di diciottenni, però poi sfidano la morte da un'altra parte. Cioè non si riesce a capire bene, ecco, perché veramente non li ascoltiamo, perché fanno queste cose. Prego. Allora, non donano. In Italia lo sappiamo bene, chi possiede il denaro sono le classi più anziane. Il nostro debito pubblico è sostenuto dal risparmio privato, risparmio di persone dai 50 anni in su. Quindi cosa vogliamo chiedere ai giovani? Li paghiamo poco, devono fare degli stage praticamente gratuiti, dopo aver fatto gli studi superiori, università, ok. Cioè, ci rendiamo conto che emigrano, che i nostri giovani, quelli bravi, emigrano, ci rendiamo conto che abbiamo una società che ha tanto da fare sia per gli anziani ma soprattutto per i giovani, perché non solo sono pochi. E io che ho uno studio in giro di 10 anni, uno studio tributarista nel giro di 10 anni per trovare una dipendente, prima cercavo attraverso la scuola di ragioneria e avevo un numero di classi, adesso si sono dimezzate nei 10 anni, e quello è il timbro che abbiamo. Ci mancano persone che lavorano nei lavori più umili, ci mancano tante cose, e i giovani sono quelli che pagano il prezzo. E ci mancano anche i giovani, perché la demografia si fa sentire. Il prezzo più alto, e sono quelli che pagano il prezzo più alto. Codognato, come commenti queste parole che hai sentito sia dalla Presidente ma anche quello che ha detto appunto il professor Munafò? Microfono. Niente, proprio non ne usciamo. Allora, chiaramente sono d'accordo con tutti i discorsi fatti, è veramente un discorso complesso per noi, anche magari di una certa età, parlare di giovani, perché evidentemente è cambiato tutto rispetto a quando noi andavamo
avevamo la cabina telefonica e mettevamo il gettone, e quindi insomma è un mondo veramente totalmente cambiato. Parlavo prima appunto di solitudine anche per questo motivo, però di contro volevo sottolineare questo, che purtroppo però i giovani che si impegnano, volevo dirlo anche prima, i giovani che si impegnano e poi alla fine vengono anche presi in giro da tanti adulti. Io ho sempre in mente adesso, qualunque sia l'idea che si possa avere su una Greta Thunberg per esempio, però un personaggio che comunque si impegna, molto giovane, ha iniziato a impegnarsi da molto giovane. Io sono rimasto sconvolto a sentire certi commenti, parlo ad esempio di giornalisti navigati tipo Vittorio Feltri, che proprio li prendono in giro le loro idee, prendono in giro questa voglia di cambiare il mondo. Questo è un grande problema, cioè l'adulto che prende in giro il giovane impegnato è un grande problema effettivamente. Poi il mondo dei giovani, Mirella, veramente sarebbe da scandagliare, lo stanno facendo e analizzare, e credo che comunque i social, credo che comunque la tecnologia abbia veramente cambiato abbia cambiato completamente il mondo dei giovani rispetto a quello che era il nostro mondo, effettivamente. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il professor Munafò, parleremo anche di intelligenza artificiale, questi giovani che se non sono guidati la stanno usando in maniera non corretta. Io ho degli insegnanti che non danno più i compiti a casa perché arrivavano tutti i compiti fatti con l'intelligenza artificiale, mentre può aiutare tantissimo sia per quanto riguarda la sanità, ma penso anche per l'ambiente. Cosa ne pensa, professor Munafò? Su questo tema ovviamente noi stiamo lavorando molto per capire da un lato l'impatto di queste nuove tecnologie sull'ambiente, dall'altro come invece queste nuove tecnologie possono supportarci. Sul primo fronte basti pensare ai consumi energetici, ai consumi d'acqua, ai consumi di territorio necessari per, ad esempio, far funzionare questi data center sempre più grandi e sempre più numerosi anche nel nostro paese. Però è chiaro che questi sono strumenti fondamentali, noi li utilizziamo già oggi per supportare l'attività di monitoraggio, ad esempio per l'analisi dei dati, per fare un supporto vero a chi fa poi attività di elaborazione, di lettura, di valutazione poi di quello che succede sul nostro territorio. Quindi questo è un elemento fondamentale. Tornando a quello che si diceva prima, mi è venuto come dire, una battuta, una provocazione, ma se noi facessimo progettare le nostre città ai giovani, che cosa verrebbe fuori? Io penso verrebbe fuori qualcosa di radicalmente diverso, che non metterebbe al centro, come dire, la questione risorse economiche, difficoltà, eccetera, ma metterebbe al centro effettivamente la qualità della vita e dell'abitare di chi poi, come i nostri ragazzi, nelle città comunque ci vive. E quindi secondo me questo sarebbe un modo anche per capire, effettivamente riorientare un po', assicurare una partecipazione quanto più ampia possibile a determinate scelte che oggi spesso sono un po' nascoste, poco trasparenti, poco visibili e sicuramente guidate da interessi anche economici che però vanno messi, come si diceva prima, vanno resi sempre più trasparenti. Anche perché poi quando si fa il conto economico spesso ci si scorda che c'è un impatto anche economico del degrado dell'ambiente che è enorme. Basti soltanto pensare che in Europa è stimato che il degrado del suolo, cioè la perdita del suolo di determinate funzioni, determinate capacità, ci costa circa 50 miliardi di euro ogni anno a livello europeo. In Italia stiamo parlando di una stima a causa del consumo di suolo, della perdita di questi servizi ecosistemici pari a più di 9 miliardi di euro l'anno. Insomma, sono cifre che oggi non entrano nei bilanci e quindi quando in qualche modo si fa il conto di quanto ci costa riportare natura in città, ad esempio, sistemare le aree verdi, evitare di perdere quella biodiversità preziosa di cui parlavamo prima, chiaramente ha un costo questo intervento, ma se noi lo bilanciamo col costo nascosto di quello che sta succedendo, delle trasformazioni che invece stanno avvenendo sul territorio, probabilmente anche il bilancio economico sarebbe un po' rivisto in una direzione un po' diversa. Vede, professor Munafò, io ho presentato un convegno proprio sulla biodiversità
e le persone che hanno partecipato, molte di loro non sapevano neppure cos'era la biodiversità, perché se ne è parlato sempre pochissimo. Ecco, non sono solo gli addetti ai lavori, le cose dovrebbero essere spiegate, ma perché si tiene nascosto? Perché si vuole parare da un'altra parte. La biodiversità dà fastidio, vuol dire rispetto del territorio, in quel luogo non puoi fare, non puoi costruire perché è un bene prezioso, già ne abbiamo poca. Però anche qua non se ne parla delle cose veramente importantissime del nostro pianeta, perché riguarda tutti, non se ne parla. Ecco, basta vedere anche in America dove si sta parando con i grandi della terra. Ecco, ci lamentiamo della Cina, magari rispetta di più dell'America, ma non ce lo dicono. Ce lo dico, fanno sempre il grande minestrone dove mettono dentro tutto e vengono fuori delle cose pazzesche. Allora, con quale saluto ci lascia, professor Munafò? Cosa vuole dire? Ecco, prego. Beh, proprio quest'ultima parte che citava, oltre a ringraziare voi, lei per la trasmissione, per portare questi temi all'attenzione, proprio per tentare di risolvere questa questione, questa distanza che c'è fra chi si occupa di ambiente, di natura, di biodiversità, di analisi dei dati e come dire, chi poi queste questioni le vive direttamente, ma anche, mi sento di dire, quel rapporto che alcuni chiamano rapporto fra scienza e politica, o comunque in generale fra conoscenza e presa delle decisioni, che in qualche modo deve essere reso sempre più costruttivo e trasparente, per fare in modo che da un lato i dati, le informazioni possano essere un reale e proficuo supporto a chi prende le decisioni, dall'altro che chi prende le decisioni poi effettivamente riconosca l'importanza di basare queste decisioni sui fatti e non soltanto sulle opinioni, perché ricordiamoci che i dati sono una cosa, le opinioni sono un'altra. Un'opinione non basata sui dati può essere molto bella, ma rimane un'opinione. Grazie, veramente grazie al professor Michele Munafò, dirigente ISPRA, collegato da noi da Roma. A proposito, che tempo fa a Roma, professore? Perché qui c'è un sole abbagliante. A Roma com'è? Sta migliorando. Stamattina era bruttino, adesso migliora. Grazie, veramente grazie, professor Munafò. Allora, sentiamo anche Gianluca Codognato, parliamo anche di truffe. Lo sa Gianluca che noi al sabato dalle 11 alle 11:15 facciamo lezioni di sicurezza per evitare le truffe online, adoperare il cellulare, capire cosa devi schiacciare, non schiacciare, perché c'è una confusione. I nostri, specialmente diversamente giovani, ma anche giovani, ma forse più diversamente giovani, sono in balia delle truffe, perché poveretti magari schiacciano, non sanno. E mi è arrivata una telefonata, un messaggio questa mattina dove era scritto: sai Mirella che sei stata più brava tu col tuo informatico a spiegare la carta d'identità elettronica come funziona, che non quello che abbiamo sentito in altre situazioni, perciò fa anche piacere, perché mi sono accorta che manca questo. Loro per curiosità magari schiacciano e succede il finimondo. Codognato, veloce, come ci lasciamo? Ma proprio il microfono stamattina non te ne frega niente, Codognato? No, è perché non voglio disturbarvi che sono in ufficio e dopo hai fatto le ore piccole ieri sera? mi farò un appunto. Niente, proprio non riesco a ricordarmi. Ascolta Mirella, intanto bravissimi a fare questo lavoro, dovrebbe renderlo obbligatorio, questa informazione, questa educazione alle truffe, alla tecnologia, ma anche educazione all'utilizzo dello SPID e della carta d'identità elettronica. Quindi ecco, io mi auguro che veramente sia un anno in cui intanto i politici siano molto più attenti ai cittadini, e questo è un altro discorso, però un anno in cui effettivamente diminuiscano anche queste truffe, le truffe informatiche, le truffe porta a porta, perché noi come Adeco dal 2019 in poi abbiamo registrato veramente un boom di truffe, abbiamo persone senza scrupoli, giovani purtroppo, molti, che fregano persone anziane di 80 anni, 85 anni soprattutto, e speriamo veramente che sia l'anno buono in cui, non sarà questo l'anno, però in cui veramente andiamo poco a poco a eliminare questa forma di rapina nei confronti soprattutto delle persone anziane.
Grazie a Gianluca Codognato, referente comunicazione Adico, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta, con quale messaggio invece la Presidente Gonella. 2 messaggi, uno di ottimismo, perché la settimana scorsa sono stata con il dottor Turiano, il mio primario, a Soave, dove il dottor Anselmi, primario dell'ospedale di San Bonifacio, sta costituendo un'associazione di Amici del Cuore lì in provincia di Verona. Si sta allargando? Si sta allargando, quindi con grande ottimismo. L'altro, vorrei fare un appello a tutti i veneti, se avete qualche ora libera, avvicinatevi alle associazioni di volontariato del vostro territorio che si occupano di salute, perché la salute è la cosa più importante. Quando abbiamo quella, abbiamo tutto. Grazie. Penso che è un messaggio bellissimo, importante. Avvicinatevi, ecco, chi si annoia magari a casa, vediamo anche a prendervi se volete. L'importante è che vi avvicinate, compresi i giovani, perché abbiamo pochi giovani anche nel mondo del volontariato. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Grazie. Altri graditimi ospiti. Abbiamo in presenza Alberto Irone, segretario generale Filcam CGIL Treviso, assieme a Giorgio Taffarelli, Associazione Volontari Antincendi Boschivi. Grazie. Saluto anche il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, non c'è ancora, comunque adesso si collegherà, dei diversamente giovani, poi a me non piace chiamarli vecchi, anzi delle volte sono più giovani di un ventenne con la voglia. Io ho sentito la nonnina di 108 anni che ha detto: ma io non me ne sento mica 108 anni, ma davvero li ho? Cioè, capite che forse dobbiamo ancora di più comprendere, di far capire, di essere trasparenti, semplici nel parlare, perché queste persone hanno voglia ancora di imparare, di capire, sono curiosi. Ma la curiosità nel 2025, Alberto Irone, cos'è per il sindacato la curiosità di andare oltre l'asticella, di capire cosa c'è dietro questa nebbia che ci mettono davanti? Beh, è la capacità di rappresentare un mondo del lavoro nuovo che è molto cambiato nel corso degli ultimi anni, ed è la capacità di garantire a lavoratori e cittadini la possibilità di sostenere una vita dignitosa lavorando, quindi con un salario che sia capace di garantire le famiglie, che sia capace di garantire un futuro. E molto spesso non è così, perché abbiamo visto che in tanti casi la situazione è molto complicata perché c'è una difficoltà all'interno del mercato del lavoro, che è quella di garantire salari adeguati per tante lavoratrici e tanti lavoratori, ed è complicata perché, poi magari ne parleremo meglio, però molto spesso tanti rapporti di lavoro sono frammentati, sono ricondotti a situazioni come quelle dell'appalto o delle esternalizzazioni che non garantiscono condizioni di lavoro dignitose. Ma soprattutto il numero dei morti durante il lavoro, giovani vite, non giovani, tu vai a lavorare e non torni più a casa per superficialità, perché magari non ti rendi conto della gravità di quel passo che fai in più, perché pensi di essere infallibile, soprattutto le tecnologie che abbiamo che mettono in sicurezza, che bisogna anche dire quello. Io mi fermo quando vedo qualcosa che non funziona nei cantieri, dico: scusate, ma guardate che non avete niente, e mettitelo tu col caldo. O qualcuno mi ha risposto: prova a lavorare tu in queste condizioni. Ho capito, ma c'è di mezzo la tua vita, la vita della famiglia. Anche qua, ecco, il sindacato secondo me sta cercando di farsi ascoltare, perché siete nel pezzo, inutile far finta di niente, anzi anche come CGIL, però mi sembra che siete ascoltati poco, e soprattutto questi lavoratori, chi sono, da dove vengono. Io sento parlare sempre tanto straniero, non so, che sono io che capisco male, ma mi sembra che ci siano molti lavoratori stranieri, viene spiegato loro. Io mi sono fermata su un cantiere e ho chiesto al direttore dei lavori dov'era, perché appunto c'erano queste persone che io mi fermo, sono una che tira dritto, e non c'era. Come non c'era? Ho detto: come fanno a esserci il direttore? Perché ci sono più cantieri, non ce n'è uno solo, perciò sto 10 minuti qua, poi vado di là, nel momento che io vado via, quello si toglie il caschetto, cioè non dovrebbe esserci un'obbligatorietà. Tu che hai vinto l'appalto, invece di fare anche tanti subappalti, poi spiegherà anche Irone com'è sta storia dei subappalti, di capire che è fondamentale la tua presenza, perché ne vale la vita delle persone, dei tuoi lavoratori? Sì, il tema della sicurezza sul lavoro è una delle questioni, secondo noi, come organizzazione sindacale centrale, perché non ci può essere lavoro dignitoso se non è svolto in condizioni di sicurezza.
Purtroppo in Veneto negli ultimi anni abbiamo assistito al posto che un abbassamento del trend nazionale del numero di infortuni a un innalzamento. Anche in provincia di Treviso, lo sappiamo bene, ci sono stati alcuni casi eclatanti, penso per esempio alla morte di Mattia Battistetti, sì, che è il ragazzo seguito noi tantissimo e seguiamo. Che è morto 3 anni fa, mi pare, all'interno di un cantiere edile. È stato spostato il processo ancora, esatto, tra l'altro l'udienza diciamo finale del processo doveva arrivare proprio in questi giorni, processo in cui la CGIL e la CISL si sono costituite parti civili. Ecco, quello è stato un episodio secondo noi emblematico ed è il motivo per cui si è innestata, diciamo, una mobilitazione molto forte attorno a questi temi e secondo me anche un moto di attenzione diverso rispetto ad anni fa, perché molto spesso nelle nostre aziende manca non tanto la sicurezza in senso stretto, ma un approccio complessivo che tenga insieme la formazione, che tenga insieme percorsi diciamo lunghi, che tenga insieme l'attenzione al fatto che prima della produzione viene la vita dei lavoratori, quindi quello dovrebbe essere l'elemento cardine, perché non si può lavorare in condizioni che non siano di sicurezza piena. Ce l'aveva insegnato molto bene questo la pandemia, era una delle poche cose probabilmente utili che aveva fatto la pandemia in questo senso, cioè l'idea che prima del profitto venisse in qualche modo la vita dei lavoratori e delle lavoratrici e la vita dei cittadini, ma purtroppo abbiamo fatto dei passi indietro. Su questo, lo dicevi anche tu, la politica deve ascoltarci di più e bisogna fare molto di più rispetto a quanto non è stato fatto fino a questo momento. È notizia per esempio di poche settimane fa di uno sciopero importante che hanno fatto i lavoratori dello Spisal, i tecnici della prevenzione, che solo in provincia di Treviso peraltro hanno un trattamento diversificato rispetto ai tecnici della prevenzione delle altre aziende sanitarie, perché dipendono dalle ULSS provinciali. E ecco, noi pensiamo che per esempio uno dei primi modi per contrastare questa piaga sia quello di aumentare enormemente le ispezioni, i controlli, la sicurezza, come dicevi, sui cantieri e sui luoghi di lavoro dove le attività sono più pericolose. E per farlo serve personale qualificato e serve personale che sia messo nelle condizioni effettive di poter realizzare un intervento. Così non è purtroppo in molti casi, così non è in provincia di Treviso e su questo noi ci stiamo mobilitando, perché vanno tenute insieme due necessità e due vertenze, quella di avere un posto di lavoro sicuro per tutti i lavoratori, che siano lavoratori edili, lavoratori metalmeccanici, lavoratori che stanno nelle aziende del terziario, e dall'altra la vertenza per cui manca il personale che dovrebbe in qualche modo ispezionare le aziende e garantire che quel tipo di lavoro venga fatto in sicurezza. Queste due cose stanno assieme e sono molto legate. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al signore della CGIL quanti anni si devono tenere il 7,30 per uno che è mancato nel 2021, perché abbiamo dei faldoni, non so, insomma, se è giusto tenerlo, non so quanti anni ma che si devono tenere. Mi dà una risposta per piacere. Grazie. Non so se è quello che si occupa Irone, se vuole rispondere. Non è proprio il mio campo, ma la conservazione dei documenti ha delle regole di legge e comunque invito la signora eventualmente a rivolgersi a uno dei nostri CAF nella provincia di Treviso, che sono sicuramente molto competenti e sanno gestire sia il rapporto con i cittadini sia la gestione dei documenti. Insomma. Comunque guarda, minimo sono 5, massimo sono 10, perciò guarda là non sbagliamo, perciò hai tempo di informarti, comunque minimo sono 5 e poi andiamo ai 10. Allora sentiamo anche cosa ci racconta Giorgio Taffarel, visto che abbiamo parlato di sicurezza, associazione volontari antincendi boschivi, cioè il bosco non prende fuoco da sé, cioè non è che si incendi all'improvviso da sé, è sempre questa mano dell'uomo. Ecco, intanto buongiorno a tutti. Prego, cosa ci racconta? Ringrazio Prego. la possibilità per parlare un po' di noi. Beh, i boschi non prendono fuoco da soli, naturalmente, quello si sa, è inutile parlare tanto, diciamo. Ecco, fortunatamente negli ultimi anni nella nostra zona ci sono pochi incendi boschivi, fortunatamente, e per cui la situazione per quello che riguarda l'incendio boschivo è tranquilla, diciamo. Ecco. Naturalmente noi non facciamo solo, abbiamo una specializzazione per l'incendio boschivo, ma facciamo anche, operiamo in casi di calamità naturali, comunque facciamo parte della protezione civile, per cui negli ultimi tempi
capita, come ad esempio l'ultimo intervento importante che abbiamo fatto è stato a Romas di Jonzo, l'alluvionale che sappiamo tutti, e abbiamo lavorato parecchio anche lì. Per cui ecco, incendi boschivi, diciamo, ecco, che comunque la nostra attività specializzata, e che comunque l'associazione ha ufficialmente 46 anni, è nata con l'antincendio boschivo a spegnere incendi praticamente. Ecco, gli ultimi 10-15 anni la situazione è cambiata. C'è un cambiamento anche da parte della popolazione, un cambiamento culturale, io lo vedo per quanto riguarda l'ambiente, soprattutto nei giovani, ecco, io lo vedo nei giovani. Sicuramente sì, la mentalità è cambiata, la cultura è cambiata in meglio sotto questo punto di vista. Sì, poi bisogna anche dire che comunque negli ultimi anni si sono fatte anche delle leggi dove praticamente, che adesso non entro nello specifico, ma comunque sono entrate delle leggi dove praticamente hanno limitato questi incendi boschivi, perché è vero che comunque non tutti gli incendi boschivi sono dolosi, alcuni, una piccola percentuale, sono diciamo così naturali, tra virgolette, o comunque può essere anche che l'incendio non sia naturale, ma comunque, ad esempio, qualcuno brucia delle sterpaglie o comunque dei rami vicino ad esempio a una scarpata, un colpo di vento e le fiamme partono. Ecco, quello può capitare, l'incendio accidentale, diciamo così. Ecco, comunque incendi dolosi proprio, diciamo, ecco, negli ultimi 15 anni fortunatamente non. Chi è il piromane? Che figura è il piromane? Perché veramente io faccio fatica, non so se voi vi ricordate, io no. Mi sembra che il piromane giovane sia poco rispetto al piromane di una certa età, o sbaglio? Ma guarda, il piromane secondo me, la mia opinione anche personale, è una persona che comunque diciamo può avere qualche problema, secondo me, perché comunque indipendentemente dal fatto di interesse che ci può essere o ci poteva essere una volta, come le ripeto, adesso sono entrate in vigore delle leggi per cui le cose sono cambiate, comunque non si rendeva conto del danno veramente che faceva, perché comunque oltre al danno boschivo delle piante, bisogna anche pensare anche al discorso degli animali, certo. Per cui quando c'è un incendio boschivo quello che ci rimette, ci sono anche gli animali, appunto, per cui è una cosa che magari da lontano non si vede, da lontano si vede solo il bosco che prende fuoco, però se sei dentro in mezzo vedi anche gli animali, che comunque abbiamo delle foto, ad esempio noi comunque con la regione, su richiesta della regione Veneto, partecipiamo a delle missioni di antincendio boschivo. Negli ultimi anni abbiamo fatto un paio d'anni in Sicilia, un anno in Puglia, gli ultimi 2 anni questi in Calabria, dove che la tipologia di incendi è diversa rispetto alle nostre zone. Gli incendi prendevano anche abitazioni o comunque anche stalle, oltre al fatto degli animali selvatici che comunque si trovano. Non è che ce ne siano tanti, ne basta trovare uno, cioè come il cretino per strada che troviamo a 200 all'ora, cioè non è che dobbiamo trovarne 20, basta che ne troviamo uno nella nostra esistenza, capito? E soprattutto capire anche questa comunità che quando vede qualcosa che non va deve fare la sua parte, non c'è niente da fare, quando vedi che hai un sentore che qualcosa non vada per il verso giusto, che quella persona ti crea qualcosa, fare un numero non è così difficile, certo. 2 volte vale la pena farlo per niente piuttosto che poi trovarci in queste situazioni. Pirone, noi parlavamo appunto di lavori, di morti sul lavoro, ad esempio è successo a Cortina, è diventato il paese del Bentegodi, la funziona tutto, soldi a nastro, non ci sono problemi, hanno fatto anche il furto nella gioielleria principale, chi avrebbe mai immaginato, sono arrivati anche là, questa Cortina, da 400 euro a gara, se vuoi vedere una gara, mi diceva un'associazione che è venuta, e poi questi lavoratori hanno chiesto ai volontari di dormire nel sacco a pelo, visto che va tutto bene. Cosa sta succedendo con le infrastrutture a Cortina? Chi ci lavora, a chi serviranno? Servivano proprio in quei posti, perché voi siete un sindacato importante, anzi avete fatto squadra anche con gli altri sindacati, per capire che qui stiamo parlando di soldi pubblici, di infrastrutture. Noi usciamo stamattina
mattina sono uscita di casa, non si riusciva veramente a mettersi in strada, una cosa pazzesca, dalle code di macchine che c'erano. Ecco, queste infrastrutture che le hanno fatte magari dove non serve invece di farle dove serve, e colpire, ecco, questa perla delle Dolomiti così violentemente. Stanno facendo dei lavori incredibili, soprattutto questa perla che ho detto che spero che non diventi una patacca, che non sia più una perla, perché con tutte queste colate di cemento, sti trafori, cosa state vedendo voi? Soprattutto la sicurezza di questi lavoratori, prego. Allora, noi giusto ieri mattina, abbiamo promosso un presidio fuori dal Palaghiaccio di Cortina per, direi fare il punto e lanciare un nostro messaggio in merito a quello che è successo nelle ultime settimane. Dicendolo, facendo cercando di fare un excursus, la scorsa settimana è stato trovato morto all'interno del cantiere, proprio di fronte al Palaghiaccio, un lavoratore brindisino di un'azienda a cui era stato appaltato un servizio di vigilanza legato al cantiere, poi che sarebbe stato prorogato per il periodo della durata dei Giochi Olimpici. Questo lavoratore, al di là di quello che accerterà poi effettivamente la magistratura in merito alla sua morte, cioè se si è effettivamente e concretamente purtroppo venuto a mancare a causa delle condizioni di lavoro nelle quali erano, che sono attualmente in essere presso quell'appalto. Ricordiamo che la scorsa settimana le temperature rigide si sono fatte sentire con forza, e questo lavoratore ha rappresentato una storia, cioè quella per cui molto spesso durante eventi di questo tipo, che sono eventi importanti che impattano, come ricordavi anche tu, sulla vita delle comunità, anche sulle nostre vite come cittadini e come lavoratori, per il traffico, per i luoghi della nostra villeggiatura, rischia di dimenticare che poi queste opere sono messe e determinate da gente che lavora e che deve provare, che deve invece aver garantito come primo punto la sicurezza sul proprio posto di lavoro. Abbiamo chiesto per questi Giochi Olimpici, l'ha chiesto la CGIL di Belluno insieme alla CISL, insieme alla UIL, insieme ai sindacati territoriali, uniti, una serie di iniziative. Penso per esempio alla richiesta che era stata fatta ancora 2 anni fa di definire il villaggio olimpico a Borca di Cadore, recuperando una serie di opere che già lì sono presenti, quindi cercando di fare un'operazione di restauro. Ma purtroppo gran parte delle richieste che sono state promosse da parte delle organizzazioni sindacali alla Regione e agli enti locali sono state inascoltate. Quello che siamo riusciti ad ottenere come CGIL nazionale, insieme a CISL e UIL lo scorso mese, notizia recente, è un monitoraggio insieme alla Fondazione Milano Cortina e un censimento di tutti i lavoratori e di tutte le attività che si stanno muovendo attorno al cantiere delle Olimpiadi. Cosa. Perché riteniamo che sia fondamentale sapere chi operi, in che condizioni lo faccia, con quale contratto applicato, perché ci sono delle disparità anche economiche. Riteniamo che sia importante sapere da dove vengono trasferiti i lavoratori, perché è notizia recente che anche dalla provincia di Treviso molti lavoratori in appalto per servizi esterni, penso ai catering, penso alle pulizie, penso a tutta una serie di attività che garantiscono la riuscita dell'evento, siano in realtà trasferiti da altre province. Quindi abbiamo chiesto di avere informazioni su tutto questo, sul complesso di questi fatti. È stato sottoscritto un accordo a livello nazionale, tardivamente, perché ormai l'evento olimpico partirà nel corso delle prossime settimane, ma che ci aiuterà a governare dal punto di vista del lavoro la situazione. Purtroppo dopo la firma di questo accordo c'è stato l'episodio che ha riguardato Pietro, che è questo addetto alla vigilanza, che è uno dei comparti su cui molto spesso come organizzazione sindacale, come Filcams in particolare, ci spendiamo con forza per rivendicare migliori condizioni di lavoro, perché a volte noi ci dimentichiamo che attorno ai grandi eventi o nella gestione di attività industriali particolarmente complesse non ci sono solo i lavoratori diretti, cioè chi magari costruisce il cantiere o chi con il caschetto giallo, come ricordavi prima,
sta sul luogo di lavoro, ma durante la notte magari ci sono lavoratori che non vediamo che si occupano della vigilanza, del cantiere, di fare servizi antirapina, insomma di tutta una serie di attività che sono essenziali. Dietro le quinte. Il dietro le quinte. Questo dietro le quinte non è vuoto, è un dietro le quinte in cui ci sono vite, in cui ci sono operai, lavoratori che vengono anche da altre province o da altre regioni, come è stato il caso di questa persona, di questo lavoratore, e che garantiscono che nel complesso l'attività lavorativa vada avanti lo stesso. Ecco, noi crediamo che questo meccanismo, che è il meccanismo dell'appalto o del subappalto, debba essere regolato, perché altrimenti il rischio è quello per cui sugli appalti e sui subappalti, che è un rischio anche connesso a quello che dicevamo prima, cioè la sicurezza sul lavoro, si scarichino tutti i costi e le marginalità per recuperare e fare un po' di profitto a scapito di salari e di condizioni di lavoro, tra cui la sicurezza. Quindi questo è un elemento che per noi è fondamentale e ci deve accompagnare anche dopo le Olimpiadi, perché il dibattito dovrà essere anche quello rispetto a cosa resterà di questo grande cantiere, di questo grande evento. Allora saluto e ringrazio anche il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo dei diversamente giovani, come li chiamo io. Buongiorno dottor Schiavo, ecco, quello che vorrei capire è che dobbiamo tenere veramente come uno scrigno prezioso queste fragilità che sono i nostri diversamente giovani, anche se devo dire, l'ho detto anche prima dottor Schiavo, che abbiamo intervistato la nonnina di 108 anni e tutti quanti restavamo impressionati da quello che sentivamo e vedevamo. Io 108 anni, io non me li sento mica, sto benissimo. Ecco, cosa sta cambiando anche nel mondo dei diversamente giovani? Perché noi ormai come Media Nord-Est andiamo sempre ai compleanni di centenari, che devo dire la verità sono più donne che uomini, mi scusi dottor Schiavo, però io vedo questo, molto più donne che uomini. È così. E soprattutto, ecco, si è allungata questa vita, questi diversamente giovani che hanno ancora voglia di sapere, di imparare, che avrebbero anche piacere di curarsi, ma purtroppo molti non ce la fanno. Cosa vede lei dal suo importante osservatorio, dottor Schiavo? Beh, c'è un fattore biologico, differenza uomo-donna, si chiama medicina di genere, che è legata a diversi fattori, per esempio anche fattori ormonali, per cui gli ultracentenari, scusate, sono influenzato. Gli ultracentenari nell'80% sono donne, la donna sopravvive più dell'uomo quasi 5 anni. Purtroppo però facendo una media la donna sopravvive all'uomo ma con un periodo di fragilità un po' maggiore rispetto all'uomo, quindi diventa un po' fragile un po' prima. Vabbè, queste differenze ci sono. Le donne rispondono ai farmaci a volte in maniera differente, i farmaci sono sperimentati soprattutto sugli uomini sani e giovani e poi adoperati magari per la donna anziana che in effetti biologicamente non ha granché nulla da vedere col ventenne maschio. Insomma, però sì, questa sopravvivenza c'è stata, ci sono attualmente e già da tempo degli studi sugli ultracentenari. Quest'anno compirò a giugno 81 anni, chissà se ci arriverò, se sta tosse non continuo. Hanno visto un po' dei denominatori comuni. Beh, intanto sto fatto delle donne, sì, l'80%, anche di più sono donne. Sono quelle poi che popolano le nostre residenze per anziani. L'80-90% sono donne. Altre cose da dire, ce ne sono tante cose da dire, appunto. L'invecchiamento è stato determinato negli ultimi decenni da tutte quelle cose che possiamo immaginare. Scusate. No, si capisce. Ma si è vaccinato, dottor Schiavo? No, certo, non vaccinato, si è vaccinato, vabbè, Schiavo? È stato il Beato Angelico che mi ha creato il problema. 2 ore e un quarto per acquistare i biglietti. Ecco. Al freddo e al gelo, poi finalmente mi sono fregato. Allora, intanto respiri perché abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano. Ciao Mirella.
Ciao. Buongiorno agli ospiti. Ho sentito adesso il signore lì che ha un anno meno di più di me, perché al 10 ottobre ne ho 80. Guarda Mirella, pochi giorni fa sul mio giornale qua di Brescia c'era, in provincia di Brescia ci sono 435 centenari. Sai, mi viene da ridere, scusa, sai quante donne e quanti uomini? Di una cifra. No, dimmelo tu, i numeri sono importanti per darli corretti, dimmelo. 400 donne e 35 uomini, pensa a te. Poi però vedo, guardo sempre, purtroppo domenica ho visto un signore, un musicista che suo nipote ha cantato a Sanremo l'anno scorso, a 89 anni. Anche uomini hanno sempre una bella età, 83, 82, 84, e le donne sono sempre più anziane, 89, 90. Vabbè, niente, io a parte spero ma non è per vivere molto, l'importante è vivere bene, camminare. Dai, ti piace star qua, dai, che stai bene qua con noi, grazie, si sta veramente bene, la penso come te e spero anche che la scienza e la ricerca, ecco, faccia ancora di più e si impegni ancora di più, basta a livello economico parlo, perché mi sa che qua non gliene frega niente, tanto quelli che hanno tanti soldi possono curarsi lo stesso. Vi ricordate, Berlusconi faceva di quelle iniezioni, però dopo alla fine è capitato anche a lui. Però l'importante è vivere bene, stare in salute. Quanto importante è, e lo chiedo a Taffarel, essere in salute anche per un lavoro di questo tipo, non è così semplice. Lei ha portato un casco, vedo un casco che rappresenta veramente, lo facciamo vedere Taffarel, quel casco che ha portato, che è importante. Il nostro caso è alta tecnologia, prego. Dato in dotazione a tutti i volontari con colori diversi a seconda se è caposquadra o un volontario normale. La salute è una cosa principale, che comunque la salute è importante per tutti, naturalmente, giovani, meno giovani, assolutamente tutti. Naturalmente è come andare a lavorare o comunque fare opere di volontariato, comunque uno deve star bene, altrimenti comunque non si fa, insomma, ecco. Per cui il tema della salute negli ultimi anni purtroppo se ne sentono tutti i colori. È una cosa importante che ha detto, l'importante non è vivere tanto ma vivere bene. Ma io ho visto anche determinati lavori che hanno fatto anche durante le colline, questa superficialità, quello dico anche a Irone, ecco, con questi trattori di dare anche su zone impervi, tanto a me non capita niente, ecco, queste persone, e devo dire la verità, sono meno giovani, sono diversamente giovani, che pensano veramente di essere infallibili, su una pericolosità che si vede, c'è molta superficialità. Secondo lei non è da fare anche un cambiamento culturale, anche iniziando da molto giovani a capire cos'è la sicurezza? Perché io vedo che a scuola, in certe scuole, non su tutte, si cerca di fare anche qualcosa, però quando esce questo ragazzo non è accompagnato a proseguire il percorso sulla sicurezza, cioè sente la lezione, riesce a imparare se ha voglia o anche no, ma poi è buttato là. Ci sono associazioni di volontariato che potrebbero affiancare questi ragazzi per far capire la sicurezza. Ecco qua il sindacato anche a livello scolastico, cosa può fare per far capire, perché la sicurezza va insegnata da piccoli, non è che la puoi, per carità ti posso dare delle nozioni, ma se da piccolo cresci sapendo bene come si fa... No, la sicurezza è fondamentale, va insegnata da subito. Mi perdoni una battuta, vanno anche messi i nostri ragazzi, i nostri studenti nelle condizioni di vivere la loro vita scolastica all'interno di edifici sicuri, e molto spesso questo non accade. E questo è un paradosso, cioè da un lato bisogna insegnare, è utile assolutamente insegnare la sicurezza sia nell'ambiente in cui stanno, sia cominciare a discutere di alcuni rudimenti che riguardano il mondo del lavoro, però dall'altro lato molto spesso gli ambienti in cui studiano, in cui passano molte ore in classe, non sono per niente sicuri e insomma hanno tutta una serie di problemi statici che sono sotto gli occhi
di tutti e che conosciamo e che molto spesso sono lasciati lì da anni e anni e non sono mai stati presi adeguatamente in considerazione. È vero che molte scuole sono state progressivamente, diciamo, insomma, sono stati fatti degli interventi grazie anche ai fondi che sono stati assegnati dal PNRR, però i nostri problemi sull'edilizia scolastica sono endemici. Al di là di questo è fondamentale che la sicurezza in ogni contesto, che sia la sicurezza all'interno della propria scuola o la sicurezza sul mondo del lavoro, diventi uno degli insegnamenti che possono in qualche modo condizionare un approccio alla vita e che riguardano la sicurezza nella propria scuola, la sicurezza sul lavoro, anche la sicurezza stradale è un altro dei temi importanti, perché quanti incidenti negli ultimi anni abbiamo conosciuto di giovani in cui sono stati coinvolti giovani o giovanissimi. Sicurezza stradale, tra l'altro, che è connessa anche alla problematica legata alla sicurezza sul lavoro, perché una gran parte complessiva degli infortuni si determinano in realtà nel tragitto tra casa e lavoro. E sappiamo che le notti, condizioni di lavoro non adeguate, come possono essere turni molto lunghi o straordinari o situazioni che rischiano di compromettere poi l'attività di guida al ritorno del lavoratore verso casa, sono problematiche che poi si riguardano anche la sicurezza. Quindi diciamo che la sicurezza nel complesso dovrebbe essere uno degli approcci che i cittadini, i lavoratori, ma i cittadini hanno nella vita a partire dai primi anni di vita e a partire dalla sicurezza che dovrebbero avere all'interno delle classi. Però ne parliamo allora di contratti, perché io ne ho preso come esempio e l'ho anche portato qui a Sveglia Veneti di un ragazzo che si è presentato al mio banco solidale e ha detto: questo è il mio contratto. Era un contratto che non era un contratto. Lui non era in grado di leggerlo, c'era un numero di telefono con il quale ho chiamato e naturalmente quando hanno sentito la mia voce hanno buttato immediatamente giù. Poi i sindacati qui sono di casa a Sveglia Veneti mi hanno spiegato che ci sono dei contratti che dovrebbero essere rivisti perché non sono contratti. Ecco, anche qua lei ha detto dobbiamo avere, specialmente in questo mondo di tutto lustrini, soldi, tutto che brilla a cortina, cosa sono i contratti seri. Io come faccio a sapere se sono uno straniero, magari non so molto magari la lingua italiana, se ho un contratto veramente, perché lo danno un foglio con un numero di telefono, tu chiami, ciao. Allora, voi cosa dite? Ecco, chi sono? Cosa sono questi contratti? Chi è che fa questi contratti? Oppure cosa è scritto nel contratto, poi vediamo che fanno tutt'altra mansione. Ecco, cos'è la tutela del lavoratore? Perché uno magari prende il posto e dice no, me lo tengo, perché poi trovare lavoro non è così semplice come si pensi, cioè non è che non c'è voglia di lavorare, è che bisogna fare chiarezza anche dove andare a cercare lavoro. Io ho chiesto alle agenzie interinali di mandarmi, di far capire chi cercano, che curriculum hanno, nessuno mai risponde perché sono là che ci sono i curricula, giusto? Certo. Però nessuno sa niente. L'ufficio per l'impiego in regione, adesso vedremo cosa succederà in provincia, è sparito tutto. Cioè, c'è tanta confusione in giro. E questi contratti, che contratti sono? Perché loro li chiamano contratti. Allora, innanzitutto un contratto individuale di lavoro deve avere una forma scritta, quindi deve risultare da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore. La seconda cosa molto importante è che per quanto riguarda il lavoro dipendente, noi riteniamo che i contratti validi, e c'è un fenomeno che adesso magari spiego che è molto legato alla questione che hai espresso tu, i contratti debbano essere legati a contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che negli ultimi anni purtroppo in Italia c'è stata un'esplosione di contratti o contrattini sottoscritti da organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni dei datori di lavoro che non sono quelle più comparativamente più rappresentative sul livello nazionale. E questo ha fatto sì che purtroppo in alcuni casi e in alcuni settori in maniera particolare alcuni datori di lavoro che vogliono
cercare di risparmiare sul costo del lavoro, propongano dei contratti individuali che non sono legati ai contratti più importanti o ai contratti collettivi nazionali di settore maggiormente applicati, ma dei contratti che in qualche modo eludono questo meccanismo, proponendo paghe più basse, magari la 14ª al posto di darla al lavoratore la erogano al 50% e così abbassano il monte complessivo del salario. Propongono maggiorazioni che sono più basse rispetto ai contratti nazionali di settore per gli straordinari o per il lavoro supplementare o per il lavoro festivo e domenicale. In questo modo si compromettono i diritti del lavoratore e la tutela dei lavoratori nel complesso. Questo fenomeno è il fenomeno dei contratti cosiddetti pirata, che è un fenomeno che noi come organizzazione sindacale combattiamo e sul quale siamo in prima linea. È notizia recente peraltro che abbiamo vinto un'importante causa presso il Tribunale di Milano circa 2 settimane fa, di cui hanno dato notizie anche i più importanti giornali nazionali, proprio contro un'azienda che aveva applicato ad alcuni lavoratori iscritti alla CGIL e ad altre organizzazioni sindacali un contratto non firmato da noi, uno di questi contratti pirata, ed è uno dei problemi che maggiormente sentiamo in questo momento in alcuni ambiti del mondo del lavoro e purtroppo come una mela marcia, passami la metafora, rischia di compromettere anche i buoni contratti individuali e la buona contrattazione collettiva, perché purtroppo dove c'è un esempio negativo poi si innestano sempre una serie di meccanismi che purtroppo tendono ad andare verso quella direzione. Cosa possono fare i lavoratori? Intanto possono verificare sulla propria lettera di assunzione se c'è un richiamo ai contratti nazionali firmati da CGIL, CISL e UIL, perché i contratti comparativamente più rappresentativi sono i contratti sottoscritti da queste 3 organizzazioni sindacali. Nel caso in cui non ci fosse questo tipo di richiamo, riteniamo che sia utile rivolgersi a una delle tante sedi sindacali che esistono all'interno della nostra regione e cercare di fare chiarezza rispetto a che cosa viene applicato, perché purtroppo in alcuni settori, in alcuni casi, ci troviamo di fronte a situazioni che compromettono la dignità del salario e delle condizioni di lavoro. Non è che avete un po' le mani legate anche voi come sindacato, Irone, rispetto alla legalità, così diciamo tra virgolette, che io ti propongo questi contratti e questi lavoratori sanno che esistono questi CAF, perché no, io penso che non ci sia tutta questa informazione nel momento che vieni assunto. Ma diciamo che noi abbiamo le mani legate perché preferiremmo che queste situazioni non esistessero proprio alla fonte e per farlo serve una legge sulla rappresentanza che chiediamo da anni al nostro governo e alla politica, che disciplini che cos'è un'organizzazione comparativamente più rappresentativa, perché molto spesso contratti al ribasso vengono firmati da sindacati che non hanno nessun iscritto o da organizzazioni datoriali, cioè organizzazioni delle imprese che rappresentano le imprese che non hanno nessun aderente, ed è ovvio che questo gioco non può stare in piedi, perché se io firmo un contratto nazionale non rappresentando nessuno che poi viene applicato a decine di migliaia o a centinaia di lavoratori anche iscritti ad altre organizzazioni sindacali, è ovvio che sto semplicemente facendo un'operazione al massimo ribasso sul salario di quei lavoratori. Però punto. legalmente lo posso fare? Sì, fino a un certo punto, perché poi nel momento in cui i lavoratori si sindacalizzano e si rivolgono alla nostra organizzazione sindacale o alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, cioè al sindacato confederale, noi abbiamo una serie di strumenti giudiziali purtroppo, per cui bisogna andare dal giudice, perdere tempo, impiegare tutta una serie di strumenti che richiedono uno sforzo, ma noi siamo qui anche per questo, per dimostrare invece di avere una ragione e per cercare di portare a casa condizioni di lavoro migliorative. Noi vorremmo che questa serie di situazioni non ci fosse alla fonte, quindi serve un intervento legislativo. Ma intanto loro continuano, poi quando avverrà cambieremo, tanto lavoratori stranieri che arrivano ce ne sono tantissimi, sono loro che lavorano, inutile che ce la giriamo, però vedremo, anche perché noi non li abbiamo più, perché la denatalità si fa sentire e vedremo cosa succederà. Abbiamo Adriano da Venezia, vai Adriano. Tanto buongiorno a te Mirella e buongiorno anche ai signori. Allora io voglio parlare con il signore del sindacato, ok? Allora voglio dirvi una cosa, no? Che sinceramente ho 71 anni e sono uno che ha lottato moltissimo nella vita in quello che credevo, in quello che voi, anche voi stessi, mi avete dato. Trovo una cosa sbagliata sinceramente, che voi 3 sigle sindacali non riuscite a fare qualcosa realmente
di positivo per la gente. O c'è una cosa che c'è gente che non ha, scusate la frase, carattere o le palle sinceramente per lottare sinceramente per le persone più fragili, più deboli, perché questi accordi sindacali, questi contratti sindacali che noi operai avevamo, va bene, era anche colpa un po' vostra, perché vi siete appoggiati troppo bene a quei banchi, di quei uffici, stare lì tranquilli e beati e ascoltare, però non fare. Io sono sempre dell'idea che bisognerebbe fare più che chiacchierare, e soprattutto trovo che si dovrebbe andare d'accordo tra 3 sigle sindacali, perché alla fine chi ci rimette è sempre l'operaio. Seconda cosa, voglio dire una cosa veloce, che trovo sbagliata, sì, veloce Mirella, e chiederei di tornare sinceramente al discorso del costo della vita, perché qui ci stiamo rimettendo un casino di soldi. Dal 2000 noi pensionati, operai, abbiamo perso per strada, va bene, 1.200 euro. In Germania un operaio comune prende 2.000 euro, va bene, noi siamo andati in pensione. Io non capisco che italiani no, guarda siamo. che ne prende 3.000, va bene Adriano, abbiamo capito dove vuoi parare, però prima di farti rispondere da Irone vorrei dare la parola anche al dottor Ferdinando Schiavo, vediamo se si è ripreso con questa tosse, ce l'abbiamo? Sì, sono qua. Eccolo qua. Bene. Dottor Schiavo, quello che vorrei capire, ecco, come vede la situazione di questi diversamente giovani, tante patologie, poca assistenza sanitaria, grandi interventi in ospedale, però poi quando arrivano a casa è un disastro totale perché non c'è quell'accompagnamento che dovrebbe esserci, e questo è molto grave perché l'intervento può andare bene però poi ha bisogno di un supporto. Ecco, adesso il professor Gerosa, ecco, sta cambiando, ha detto che la piramide deve essere capovolta e sono perfettamente d'accordo perché funziona in maniera diversa, ma quanta attenzione dovremmo avere per queste fragilità che ci hanno fatto diventare così grandi, belli e forti proprio sulle loro spalle, con loro che hanno provato la miseria, no? La povertà, la fame, la guerra, mangiavano pochissimo, però hanno dei fisici eccezionali, superano degli interventi a 80-90 anni che io mi domando, bravissima anche la sanità per carità, però anche sti fisici, ecco, come vede lei, cosa sta cambiando, dottor Schiavo, anche a livello neurologico? Quello a cui ha accennato lei prima è il discorso ospedale-territorio, poi dopo parlo della fragilità. È dal 95 che ci rompono le scatole col chiudiamo ospedali non importanti, per carità, costano, rafforziamo il territorio. Cos'è sto territorio? Io ancora non l'ho capito. Ecco, ero un ospedaliero, adesso da un po' di anni quando faccio le conferenze scrivo sotto neurologo di strada e mi differenzio da quello che ero una volta, che era un neurologo di muro, per il semplice fatto che lavorando per strada, nel senso per i fatti miei, dopo più di 30 anni di ospedale, vedo delle realtà che sono completamente diverse da quelle che vedevo in ospedale, nelle RSA, a casa delle persone mezze moribonde perché c'è un Parkinson avanzato, una demenza avanzata, esiti di ictus e tutte queste cose. Tornando alla fragilità, noi non la conosciamo perfettamente per il semplice motivo che è la prima volta al mondo che stiamo invecchiando in tanti, questa è la prima cosa. Però seguendo i geriatri, io amo i geriatri, li seguo, sono iscritto a un'associazione in cui ci sono ovviamente anche loro, in effetti si possono fare tante cose. Per esempio c'è da combattere, tanto per cominciare, una brutta cosa che si chiama ageismo, deriva dall'inglese, cioè l'ageismo è il razzismo dell'età, significa tanto è vecchio, ma cosa vuoi fare? Lasciamo perdere, non facciamo st'esame, non facciamo l'intervento, ma sì, ma dagli una pastiglia per dormire, eccetera, eccetera. È un pregiudizio legato all'età.
Ci sono ovviamente tante persone fragili, quelle che una volta magari sarebbero morte a causa di una banale polmonite, tonsillite, che si salvano. Io che ho lavorato tanti anni in neurologia, mi ricordo già nei primi anni in cui lavoravo io, e non per merito mio, per merito di alcuni itinerari che seguivamo in modo diverso, c'è stata già una riduzione della mortalità del 25%, già vi parlo di 50 anni fa, che è continuata sempre a diminuire, perché ci sono maggiori conoscenze e tanto di altro. Si sta perdendo un po' l'anima, ecco, diciamola. Tant'è vero che alcuni anni fa ho scritto un articolo sui medici che non toccano i pazienti, e non perché c'è stato il Covid. E sono partito dall'esperienza di un uomo che si chiama Richard Horton, che è il direttore della rivista scientifica Lancet, The Lancet, che è una delle più importanti al mondo. Ebbene, lui nel 2018-19 è stato ricoverato in ospedale e ha scritto una cosa bellissima, ha pubblicato poi sulla sua rivista, di cui appunto è direttore, che insomma nessuno l'ha toccato, ha fatto prelievi, esami, macchinari, tutto quello, nessuno l'ha toccato. E ha detto anche un'altra cosa interessante: l'esame neurologico non esiste. Nel contempo, 2 anni fa ormai, 2024, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto che più di un terzo delle persone con invalidità di vario tipo sono di competenza neurologica. E nel 2022 la Società Italiana di Neurologia ha scoperto, beata lei, io sono 50 anni che lo dico, che la gente non sa nulla di neurologia. Tant'è vero che io spesso comincio delle conferenze così, dicendo: se una mattina vi svegliate e vedete doppio da chi andate, ovviamente tutti alzano la mano dall'oculista. Io dico no, probabilmente c'è uno strabismo, c'è qualcosa, è un problema a livello di neuropatia oculare, di altre malattie tutte neurologiche. C'è tanto riprendere le fila di tante cose. La sanità, come sappiamo, sta andando a rotoli, ci vorrebbero più stanziamenti, è una cosa complessa adesso parlarne così in pochi minuti, e la fragilità. Avevo qui davanti, che me lo sto rivedendo, questo libro di Atul Gawande, ecco, vediamo se si vede. Non si vede niente, aspetti, ecco. Lo alzi un pochino, perfetto, un po' più a destra, vabbè. Sì. Vabbè, essere mortale è proprio, malgrado lo sia un chirurgo, lui scrive da geriatra, stando attento alle piccole cose. A livello geriatrico si parla tantissimo di small gains, piccoli guadagni, cioè sono piccole cose. A volte il piccolo guadagno comincia con... c'è una frase Dottor del Piccolo Schiavo, Principe. mi scusi se corro, ma purtroppo il tempo è tiranno. Ma non le sembra che manchi un anello fondamentale della catena per queste figure, che è il medico di famiglia, il medico di base? È là il grande problema, perché nel momento che io vengo dimesso dall'ospedale con un grande intervento, che l'ho superato e vengo portato a casa, è questo medico di famiglia che si deve attivare a cercare di capire cosa ha bisogno il suo paziente, anche col mondo del volontariato, perché è inutile che diciamo siamo in 1000 e poi non siamo nessuno perché non abbiamo il nome, non sappiamo chi è questa persona. Io ho avuto il responsabile dei medici di famiglia che ha detto: noi non abbiamo nessun elenco delle associazioni di volontariato dove far capire anche al mio paziente a chi rivolgersi. Non le sembra che manchi proprio un anello fondamentale, che è volontariato, medico di famiglia e ospedale? E l'altro punto critico ancora è la frammentazione. Cioè, una persona della mia età è seguito, io per fortuna no, dall'oculista, dall'urologo, dal cardiologo, dallo pneumologo, dal diabetologo, cioè è seguito da diversi specialisti, e magari ognuno bada al suo piccolo orto. Chi è che gestisce questa complessità? Chi è che tira le fila? Dovrebbe essere appunto il medico di medicina generale, magari sgravato di tutte le procedure burocratiche, e che torni appunto a fare il medico, a toccare i pazienti, a toccare la pancia, a sentire il cuore, torace, a parlare, ad ascoltare.
Cioè, io faccio parte della vecchia guardia, mi auguro che i nuovi miei colleghi ecco, cerchino di essere umani più che possano. Vabbè, io mi domando come fa però un medico di famiglia, di base, di medicina si esce generale, dall'ospedale con e 3.000, questo 4.000 territorio non ha nome. a fare tutto, a fare anche il burocrate, perché deve fare tutto, cioè non ci siamo proprio, non ci siamo. Allora devo correre perché ormai sono in chiusura. Sentiamo Irone come risponde al nostro Adriano da Venezia, che parlava il sindacato deve essere più forte. Sarò velocissimo. Intanto volevo ringraziarlo perché insomma, sono tutti temi che anche di stimolo ci riguardano e che anche se posti in maniera critica insomma è la nostra gente, quindi è bene dare delle risposte. Primo aspetto, guardi, solo la mia federazione sindacale, cioè la Filcams, nell'ultimo anno ha rinnovato più di 20 contratti collettivi nazionali di lavoro, contratti scaduti da tantissimi mesi, penso al contratto del terziario che era scaduto da più di 4 anni, o contratti che sono stati rinnovati senza addirittura un'ora di sciopero, penso al contratto del multiservizi e delle pulizie industriali. Ecco, noi riteniamo che il sindacato debba ripartire da questo elemento, che è quello del rinnovo dei contratti collettivi nazionali, perché senza salari dignitosi, in un contesto in cui l'inflazione spinge a 2 cifre rispetto agli anni precedenti, è sotto gli occhi di tutti che rischiamo un impoverimento generale di un pezzo di paese e anche di alcune fasce sociali. Secondo aspetto, forse l'ascoltatore si dimentica, e lo dico bonariamente, che solo 4 mesi fa la nostra organizzazione sindacale ha promosso un referendum che ha coinvolto milioni di persone che sono andate a votare su temi che sono fondamentali per i lavoratori e per i cittadini, come quelli legati ai contratti a tempo determinato, alla sicurezza sul lavoro e via dicendo. Ecco, questo è successo 3 mesi fa, non è 4 mesi fa, insomma, prima dell'estate, non è successo anni e anni fa, quindi è vero che a volte serve anche produrre, per quanto ci riguarda, la capacità di tenere insieme soggetti sindacali diversi e vertenze generali, dall'altra non è solo che chiacchieriamo, ma cerchiamo di promuovere quante più iniziative possibili per aumentare i diritti. Nadia, vai Nadia da Treviso. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ho sentito il dottore, professore in comunicazione, che diceva che lui ha l'oculista, che è seguito dal cardiologo, che è seguito. Volevo chiedere, io dal 15 marzo che ho richiesto una visita oculistica, a tutt'oggi sto ancora attendendo. Scritto sulla prescrizione 0,6 mesi. Sicché da marzo, quando era agosto, settembre, poteva avere la visita. Ancora tutt'oggi non ho ricevuto niente, tanto io quanto mio marito. 82 mio marito, 76 io. Non so, o che hanno perso la richiesta, non capisco. E dopo aver fatto 3 solleciti all'URP. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, basta andare nel reparto oculistica tutte le mattine e c'è la ressa nel vero senso della parola. Si inizia alle 7 del mattino, voi non avete idea, io ho problemi con gli occhi, purtroppo li ho anch'io, sfortunatamente. Guardate che è una cosa incredibile veramente, non so come si diceva quante persone, quasi tutte diversamente giovani, dobbiamo dire la verità, di una certa età, ma quello è quello che possono fare, quello è il reparto, non c'è niente da fare, da là non si... Però è anche vero che se vai a pagamento, Irone, le cose cambiano. Dottor Schiavo, se vai a pagamento si cambia, però ecco, le carte in tavola cambiano completamente, arriva subito la visita o l'intervento. Ecco, com'è la situazione? Ecco, questi, come diceva Nadia, è un bel problema perché a una certa età vorrei appunto che queste date fossero rispettate. Ecco, come vede lei la situazione? Queste case di comunità che non partono, in Francia sono fallite, non so se partiranno qua, perché intanto li hanno fatti così, i soldi del PNRR sono andati là e li vediamo. Il problema è che sono vuote dentro e non sanno come riempirle. Prego. Ma io mi sono laureato nel 69 e la sanità pubblica era
era funzionante, devo dire. Ecco, lavorare in ospedale, le urgenze, gli ambulatori, tutto quanto. E piano piano è aumentato il carico anche di lavoro, ecco, e io ricordo che insomma siamo arrivati con molta fatica negli anni verso il 2000, eravamo veramente affaticati, non riuscivamo a stare dietro a tutto, quindi è un problema di programmazione, così come lo è stato, ma lì bastava a livello nazionale che qualcuno si mettesse al computer e dicesse ma guarda qua, questi qua sono tutti del 55, questi qua vanno in pensione dopodomani, ci deve essere un po' di programmazione. Mi ricordo quando insegnavo a scuola infermieri, a un certo punto hanno chiuso i corsi e dopo 3 anni li hanno chiamati infermieri dalla Polonia. Ci vuole ma dottor Schiavo, questo ormai si fa peccato ma ci si azzecca qualche volta. È perché doveva partire la sanità, quella privata, dottor Schiavo, è logico che non hanno guardato le date, che se guardo le date non posso far partire la sanità privata. Io sono un ospedaliero ex tempo pieno, cioè uno che si dedicava all'ospedale a tempo pieno, e solo negli ultimi anni ho fatto un po' di libera professione e mi vergognavo perché sentivo a volte passando dalla segreteria ma troviamo il dottor Schiavo, no, trovate chi volete, 6 mesi, e se voglio fare con il dottor Schiavo venga fra 4 giorni. Io mi sentivo male, tant'è vero che io sono andato in pensione giovane, a 54 anni sono andato, perché non ne potevo più di queste parole, come diceva Alberto Lupo cantando con Mina, non ne potevo più. E questo rafforzamento del territorio, se ne parla dal 95, che sono 30 e passa, io non l'ho visto assolutamente, non l'ho visto assolutamente. Neanche noi. Grazie dottor Schiavo, devo chiudere, sono in chiusura, vorrei parlare di giovani con questo rappresentante anche dell'associazione Volontari Antincendi. I giovani si avvicinano alla vostra associazione, sarebbe anche questo un bel insegnamento di sicurezza. Anche quelli più furbi, magari quelli che si sentono i bulletti che girano con i coltelli, magari affiancarli a voi. Vieni con me che ti faccio scalpinare un po'. Guarda, avendo contatti con altre associazioni, i giovani, trovare giovani è un problema. Noi siamo fortunati, e qui lo dico e poi non lo dico più, che negli ultimi anni abbiamo trovato giovani, abbiamo trovato, loro sono venuti in cerca di noi, abbiamo parecchi giovani dentro. Aspetta che bella questa, loro sono venuti in cerca di noi. No, noi vuol dire che intrigava qualcosa, no? Che non hanno voglia di fare niente, no? Certo, diciamo che non sono tutti uguali, perché tante volte si critica la gioventù, si critica questo o l'altro, però comunque non è a fare tutto l'erba un fascio, insomma, ecco, c'è ancora brava gente, certo. Ne esistono per fortuna, ed è giusto magari in senso buono approfittare, in senso buono, di queste persone per coinvolgerle e comunque non fargli cambiare idee, insomma, ecco, perché purtroppo su tanti, che può essere sul lavoro, anche sulle associazioni o comunque in qualsiasi ambito, tante volte per situazioni particolari così la gente si può stufare, diciamo, in generale, per cui è giusto approfittare magari delle buone occasioni per fare più educazione civica. Parlavo col responsabile di dirigenti scolastici nazionale, forse l'educazione civica va fatta oltre che con la didattica a scuola, va fatta fuori con le associazioni di volontariato e si imparerebbe molto di più. Grazie veramente anche a Giorgio Taffarel. Sentiamo come ci saluta Alberto Irone, con quale messaggio? Speriamo che sia un anno dove si riesca a far avanzare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ad aumentare i salari e ad ottenere delle risposte magari anche sul fisco, considerando insomma il gettito fiscale che i lavoratori e lavoratrici garantiscono al nostro paese, alla nostra regione e ai nostri comuni. Speriamo, chi vivrà vedrà, vedremo cosa ci riserverà questo 2026 con molte incognite, con molti punti di domanda. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
E saluto e ringrazio Emanuela Pozzan, coordinatrice neuromuscolare Veneto, collegata da Schio. Parleremo di malattie neuromuscolari. Abbiamo appena salutato Emanuela Pozzan, il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo dei Diversamente Giovani. Ecco, non l'ho visto per niente ottimista, anzi molto pessimista per quanto riguarda anche quello che è l'accompagnamento alle malattie. Cosa ci dice Emanuela? Com'è la situazione? Ecco, e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito intanto. Avevo un problema di audio e non sono riuscita a sentire qui le parole che mi ha detto. Se può ripetermi perché non ho sentito. È molto sconcertato su quello che sta avvenendo nella sanità pubblica, che non vede miglioramenti, anzi ha detto le sue perplessità a scapito della sanità privata, dove a pagamento riesce a avere tutto subito, e soprattutto la funzione del medico di famiglia nel momento che questa persona viene dimessa per varie patologie. Ecco, ed è veramente, ha detto, non vedo nessun miglioramento. Prego. Allora, noi come consulta delle malattie neuromuscolari, come le ho già detto precedentemente, abbiamo portato avanti un lavoro di collaborazione con la Regione e abbiamo istituito un tavolo di lavoro per cercare di appianare un po' la strada di coloro che devono confrontarsi con questo tipo di malattie. Per quanto riguarda la routine e lo stato attuale delle cose, ci sono parecchie lacune, però vedo che la Regione sta cercando di venirci incontro. Noi ci siamo messi assieme con delle altre associazioni già nel 2020 e abbiamo cercato di mettere insieme tutti i problemi che abbiamo anche a fronte di patologie che hanno delle esigenze diverse, però che fanno parte dello stesso gruppo. Ad esempio il discorso degli esami, delle prenotazioni e dei ritardi delle liste di attesa li viviamo anche noi sulla nostra pelle e fanno parte comunque della realtà di ogni cittadino. Noi stiamo lavorando per cercare di creare un percorso che accompagni l'ammalato durante tutta la sua storia clinica. E siamo a buon punto perché ci stiamo lavorando da mesi, assieme all'equipe di medici che abbiamo riunito insieme con la Regione. Loro hanno messo i medici che ritenevano più opportuni e noi abbiamo dato i nomi di medici che ci seguono e quindi stiamo cercando di creare qualcosa di nuovo. E mi sembra che le cose stiano procedendo bene. Avremo una riunione adesso la settimana prossima e cercheremo di tirare un po' delle somme, perché comunque i problemi, le lacune che viviamo e sono anche tante, che rappresenta circa 5.000 pazienti in Veneto, 5-6.000, è abbastanza consistente, insomma. Molto chiara, grazie Emanuela Pozzan. Saluto e ringrazio anche il professor Maurizio Malo, docente di diritto pubblico. Buongiorno professor Malo. Allora qui parliamo di diritto pubblico, diritto internazionale. Mi sa che qualcosa non combacia più con queste parole, qualcuno se ne frega del diritto internazionale, ecco, conquistato con tanto sacrificio. Com'è la situazione ma anche di diritto pubblico? Io sono convinta che la cittadinanza non abbia punti di riferimento. Cos'è il diritto veramente pubblico? Ecco, ci spieghi un pochino, professor Malo, com'è la situazione e perché questa poca trasparenza su una parola fondamentale, diritto. Io ho il diritto ma ho anche il dovere poi, però ho anche diritto. Prego. Sì, grazie. Mi scuso perché non sono riuscito ad essere lì da voi. A me piace essere lì in presenza, ma davvero un impegno mi trova costretto qui a Padova e sono in condizioni un po' particolari, come vedete. Comunque, allora,
domanda, diciamo, molto fondamentale, molto ampia. Allora io la vedrei così, da giurista e da costituzionalista. Il diritto, che sia pubblico che sia anche privato, ma il diritto fondamentale lo si trova nel testo costituzionale. Noi non siamo abituati, come dovremmo essere, a valutare la Costituzione in senso giuridico, è la legge fondamentale del nostro sistema. E visto che voi state parlando in questo momento, mi pare, di situazioni di crisi e di difficoltà, vorrei semplicemente rammentare che la nostra Costituzione è una Costituzione volta ad aiutare molto le persone in sofferenza attraverso servizi pubblici. La nostra Costituzione, per la parte economica, l'economia, diciamo, in Costituzione, è una Costituzione molto volta ai servizi sociali, ai servizi pubblici, a un sistema pubblico, insomma, di intervento. Non è una Costituzione che lascia nelle mani del mercato, in ipotesi, il sistema. Tutt'altro, la nostra Costituzione è una Costituzione non liberista, per intenderci in termini degli economisti, ma è una Costituzione keynesiana, del Keynes, l'economista che sappiamo che diciamo, teorizzava un forte intervento pubblico nell'economia. Ecco, la nostra Costituzione ha preceduto, diciamo, vorrei dire, anche le teorie di Keynes e questo noi troviamo. Nella prassi, purtroppo, la nostra Costituzione è ampiamente tradita. Ma qui forse al momento mi fermo perché non vorrei sottrarre troppo tempo. No, è importante che lei spieghi perché ha usato questo termine molto forte, Costituzione tradita. Dunque la Costituzione è tradita appunto perché è sempre stata valutata in termini diciamo più di programma politico che in termini giuridici, e quindi l'attuazione della Costituzione è stata un'attuazione lenta fin dai primi anni, parliamo degli anni 50 e 60 del secolo scorso. Poi ci sono stati dei momenti, diciamo, importanti di attuazione mediante una legislazione ordinaria coerente. Mi riferisco in particolare alla legge del 78 in materia di assistenza sanitaria, la legge Anselmi. In fondo è molto coerente con i principi costituzionali, però anche quella legge negli anni poi è stata superata, diciamo, da discipline legislative, in particolare vorrei dire discipline legislative regionali, visto che la materia è materia condivisa tra l'istituzione statale e le istituzioni regionali, leggi regionali che si sono poste in deroga, vorrei dire, con i principi fondamentali di quella legge, fortemente ispirata ad un intervento pubblico per tutelare le situazioni di bisogno sanitario, e addirittura vorrei rammentare che quella legge del 78 mirava ad una tutela della salute anche fortemente in modo preventivo. Nell'ambito delle unità sanitarie locali c'erano anche le competenze volte a monitorare l'ambiente, a monitorare la salubrità dell'aria, delle acque e via discorrendo. Tutto questo poi si è perduto, si è sfilacciato. Indubbiamente il ceto politico non è stato all'altezza. Non è stato all'altezza probabilmente fin dai primi anni di attuazione delle unità sanitarie locali, che sono state governate, se vogliamo, da un ceto politico impreparato e diciamo poco consapevole della ricchezza di quella legge. Mi sono riferito a quella legge, il discorso potrebbe essere fatto anche per altri aspetti, altri servizi, in particolare il sistema dei servizi per gli anziani. Siamo arrivati ad una situazione oggi, il sistema dei servizi per anziani o è privatizzato praticamente per intero o quasi, o è dato in mano a delle persone che saranno anche meritevoli,
ma probabilmente non hanno nessuna professionalità o quasi, che vengono dall'est e che a un certo punto, certo, fanno anche questo tipo di servizi, ma anche qui il tutto dovrebbe essere molto più controllato da un sistema pubblico che garantisce anche la qualità dei servizi. Il problema di fondo probabilmente sta proprio nel fatto della incapacità di gestione, ma sotto il profilo proprio della gestione, l'inconsapevolezza, vorrei dire, del ceto politico nell'avere cose importanti da gestire e in realtà non saperle gestire in modo adeguato. La ringrazio, professor Malo, anche con quanta chiarezza ha spiegato veramente da dove si pone il problema, ecco, dove parte il primo anello. Ecco, se tu tradisci quello che è scritto nella Costituzione e lo fai diventare qualcos'altro, rifiuti di capire l'importanza di quello che è scritto, non andiamo da nessuna parte. Ecco, soprattutto questa sanità, ecco, io ammalato, lo chiedo a Pozzan, non devo sentirmi tradito e non devo essere fortunato ad essere vicino a quell'associazione, ad avere quel presidente, ma devo avere quello che mi aspetta di diritto. Ecco qua la parola diritto, di essere curato nel pubblico e non avere solo la possibilità nel privato a pagamento, perché se non ho soldi chi è che mi cura? E soprattutto questa programmazione che è mancata. Lei ha detto noi stiamo lavorando, è vero, però io devo capire anche con chi lavoro, come dice il professor Malo, è la competenza che è seduta attorno a questo tavolo. Ecco, com'è la situazione? Un passo avanti c'è stato per quanto riguarda, ecco, la vostra associazione e altre associazioni, ma io le posso assicurare, Pozzan, che tutte le associazioni che siedono a questo tavolo di Sveglia Veneti dicono che sono inesistenti, invisibili, eppure sono iscritte regolarmente in regione. Prego. L'importante sarebbe quella di mettersi assieme, perché se va la singola associazione a fare le richieste in regione è difficile che abbia un riscontro oggettivo e pratico tangibile, mentre abbiamo provato a metterci insieme con le altre associazioni che fanno parte comunque della nostra famiglia di malattie neuromuscolari e cercando di ridurre la frammentazione anche da parte dei singoli pazienti. E questo perché? Perché appunto la Costituzione non viene applicata e nella realtà sarebbe bello, sarebbe sicuramente più semplice se quando scopri di avere una malattia avessi già tutto un percorso scritto e avessi delle risposte. Invece ognuno si deve confrontare con vari tipi di problemi che vanno da trovare lo specialista giusto, trovare insomma l'iter giusto anche per avere solamente una diagnosi. E questo al momento non esiste, insomma. Dobbiamo noi pazienti dare gli spunti anche ai professionisti che sono anche delle grandi eccellenze a livello mondiale, però c'è la burocrazia di mezzo e purtroppo la burocrazia c'è anche nella sanità e non c'è una risposta veramente valida, diciamo, attualmente alle esigenze che ci sono. I diritti non vengono riconosciuti come è scritto sulla Carta Costituzionale. Grazie Emanuela, molto chiara anche da parte di Emanuela per far capire anche l'importanza di fare squadra. Professor Malo, ma la sanità, soprattutto il diritto di essere curato, il diritto veramente diritto pubblico di avere la possibilità di capire cosa c'è nel territorio che mi può aiutare. Le sembra che ci sia tanta trasparenza su questo
oppure ci sia una marea, come dice Pozzan, di burocrazia, di questa nebbia che ti mettono davanti e non sai più dove andare a parare, specialmente se hai delle patologie che non sai a chi rivolgerti. E soprattutto, ma se io sono iscritto regolarmente in regione come associazione, perché devo avere un numero? Qui è stata fatta anche, c'è stato un battibecco tra me e un consigliere regionale prima della nuova giunta regionale. Ho detto: ma perché uno deve avere 10 persone nell'associazione e partecipare? Se io ne ho 5 non posso partecipare a questo tavolo. Ma se sono regolarmente iscritto, perché mi dai un numero invece di guardare, come dice lei, la competenza dell'associazione, chi parla? Chi se ne frega se ne hai 20 e non parla nessuno, e magari ne hai 5 e parlano tanto. Cos'è il diritto a livello regionale di essere ascoltati anche tu come gli altri, visto che sei regolarmente iscritto? Prego, professor Malo. Sì, grazie. Dunque, lei è molto stimolante, molto ricca nel formulare le domande che diventano anche molto complesse. Dunque, la vedrei così in relazione in particolare all'associazionismo, parlando in termini assolutamente generali. L'associazionismo è diciamo un fenomeno in particolare degli ultimi anni, ma comunque c'è sempre stato, mi pare si sia anche sviluppato, ed è un fenomeno molto importante perché in effetti è un intervento spesso in termini di puro volontariato, laddove appunto manca l'ente pubblico, da dove diciamo il servizio reso dall'ente pubblico è assente o è almeno carente. La tematica diciamo ordinamentale è poi una tematica declinata da legislazioni anche qui regionali, che sono anche un po' diversificate da regione a regione, e bisognerebbe appunto valutare più esattamente l'ordinamento del Veneto per poter rispondere in modo diciamo più pertinente a quello che è stato il suo momento di alterco o comunque di discussione con il componente della giunta regionale. In termini generali vorrei dire che l'associazionismo resta frammentato ai noi e dovrebbe invece essere più coeso. Io vivo un po' di più diciamo l'associazionismo per la tutela del patrimonio culturale, dei beni ambientali e culturali, insegnando diritto del patrimonio culturale oltre che diritto pubblico costituzionale. Vedo che anche in quel settore, così come nel settore sanitario assistenziale, ci sono ottimi propositi da parte delle associazioni, ma poi ogni associazione rimane molto, come dire, slegata da un sistema coordinato, molto attenta magari a determinati fenomeni, a determinati aspetti anche occasionali, ma manca un coordinamento che a mio modo di vedere è invece molto importante, molto urgente, al fine anche di incalzare il ceto politico e, mi lasci dire, al fine anche di sostituirsi al ceto politico, perché se l'associazionismo fosse fortemente coordinato, a un certo punto, anziché pietire diciamo un posto in lista all'interno delle liste preconfezionate dai partiti tradizionali, l'associazionismo potrebbe partecipare ad elezioni locali o nazionali creando delle proprie liste elettorali. Certamente magari all'inizio non avrebbe un consenso così esteso, le cose vanno anche in qualche misura pubblicizzate e ci vuol tempo, però a mio modo di vedere questa è una via, cioè l'associazionismo è ottimo per diciamo stabilire una rete di servizi che in parte appunto già viene resa dall'associazionismo. Io vorrei incitare l'associazionismo a operare anche nell'ambito della rappresentanza politica, farsi rappresentanza politica. È molto importante, stimolante quello che ha detto professor Male. Una lista civica
fatta dal mondo delle associazioni non sarebbe veramente male, ne abbiamo tantissime, bravissime, molto professionali e competenti, perciò veramente grazie. Professore, lei ha parlato di ambiente, io da stamattina che parlo di ambiente, dei giovani, ho avuto anche il rappresentante, il professor Munafò dell'ISPRA, ecco questo ambiente al quale tengono molto i giovani, ecco lei insegna, come vede la situazione, professor Ma? Dunque, la situazione non mi pare allegra, anzi mi pare abbastanza triste e qui mettiamo anche in gioco allora gli aspetti internazionali, non solo quelli nazionali. Lei appunto giustamente diceva all'inizio, quando ci siamo collegati, bisogna vedere anche il sistema internazionale, non possiamo soltanto essere attenti alle nostre cose interne. Per l'ambiente sappiamo bene che la questione è una questione ormai planetaria e dispiace invece appunto registrare la defezione degli Stati Uniti da trattati internazionali diciamo importanti per cercare di ridurre i gas effetto serra. Dispiace registrare anche come dire una torsione, vorrei dire, nelle politiche dell'Unione Europea, tra l'altro politiche operate in tempi diversi dallo stesso governo della von der Leyen, governo europeo parlo così, prima in modo incoraggiante con un programma tutto teso allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, il Green Deal, e oggi invece tutto teso agli armamenti e alla difesa dell'Unione Europea, degli Stati dell'Unione, che indubbiamente è un aspetto molto importante anche questo, ora non entrerei nel merito, ma non può essere un aspetto che mette a tacere, diciamo così, o quasi l'aspetto programmatico, la linea programmatica precedente. Qui mi pare in buona sostanza che l'attenzione sia un'attenzione diciamo manifesta in senso generale, appunto anche qui in atti programmatici, ma poi in concreto si fa assai poco. Se vogliamo parlare per esempio tra le altre cose di riduzione del consumo di suolo, ebbene non abbiamo ancora una disciplina legislativa nazionale. Tantomeno abbiamo una disciplina comunitaria europea. Abbiamo una cosiddetta legge manifesto regionale che dice bisogna consumare meno il suolo, ma mi pare che qualsiasi giunta regionale continua ad ammettere e ad avallare dei piani di lottizzazione, dei piani urbanistici locali che prevedono un aumento di consumo di suolo anche in aree protette. Io vedo in particolare la zona del Parco Colli Euganei. Allora all'interno del parco si continua a costruire diciamo su aree nuove, su aree vergini. Allora se vogliamo ridurre il consumo di suolo forse dobbiamo iniziare proprio dalle aree protette, altrimenti non so da che parte iniziare, ma mi pare che tutto questo non si faccia. In realtà si parla di questo ma si fa altro. Sì, la ringrazio anche per averlo ricordato, perché funziona proprio così. Allora Pozzan, cosa si aspetta dal 2026? Lei è molto fiduciosa, abbiamo sentito il nuovo presidente Alberto Stefani partire con dei bellissimi propositi, soprattutto la coerenza, soprattutto cercare di capire cosa serve subito, dove investire subito. Poi tra il dire e il fare ci sarà di mezzo il mare come solito, perché c'è una burocrazia che fa spavento. Vedremo cosa succederà. Lei come vede la situazione e come ci saluta? Allora, io spero che il 2026 porti sicuramente un miglioramento della vita per tutti, anche per i non ammalati di questo tipo di patologie. Per quanto riguarda quello di cui ci occupiamo noi con la consulta, speriamo che il lavoro che abbiamo iniziato con la Regione venga concluso entro febbraio e che si possa
partire con una riorganizzazione dei servizi che non richiede investimenti di denaro, ma una semplice ricostruzione dei percorsi e un maggiore dialogo tra le varie personalità che si affacciano alla nostra cura, che si interessano delle nostre patologie, e dando molta importanza alla medicina territoriale. Per quanto riguarda il nuovo assetto politico, ho visto dei buoni propositi e speriamo che non siano disattesi, insomma, che vengano rispettati. Professor Malo, come ci saluta e cosa chiederebbe al Presidente della Regione, visto che lei ha messo in primo piano la volontà politica di andare avanti con la competenza e la professionalità, perché è di questo che abbiamo bisogno e non mi sembra che ci mancano queste figure. Prego, Professor Malo. Sì, certamente non ci mancano figure importanti. Mi fa molto piacere che in fondo sia stato scelto il professor Gerosa per governare, diciamo, la sanità nel Veneto. Questo mi pare un ottimo segnale. Mi attenderei ad opera di questa giunta delle politiche volte appunto a mettere in primo piano lo sviluppo sostenibile del Veneto. Il Veneto è una regione ricca, indubbiamente, e quindi vuol dire che cose egregie sono state fatte negli anni ad opera dei governi regionali. Qui c'è bisogno veramente di trovare una via per uno sviluppo equilibrato. Il tema è quello dell'equilibrio per il prossimo futuro e quindi io mi attendo una giunta regionale e un governo del Veneto particolarmente equilibrati. Ecco, questo è il mio auspicio. È chiaro che anche in questo la giunta va incalzata in modo civile, va incalzata in modo cordiale, ma va incalzata perché ho l'impressione che poi la prassi partitocratica spinge anche i migliori propositi fuori dall'alveo, diciamo, corretto e sicuro. La ringrazio veramente, grazie professor Maurizio Malo, docente di diritto pubblico, di essere stato con noi, buon lavoro e veramente grazie per quello che ha detto. Mi ha dato anche uno spunto che dirò alle associazioni di iniziare a far squadra e cercare di capire che forse devono battere un colpo e dire guardate che ci siamo anche noi in politica. Grazie. Sapete che quando volete mi ritrovate, io vengo sempre volentieri a trovarvi. Grazie, grazie professor Malo. Sentiamo come ci saluta Emanuela Pozzan. Prego Emanuela. Vi ringrazio di avermi invitata qui a portare la voce un po' sorda di noi ammalati neuromuscolari e spero di darvi delle buone nuove nella prossima occasione e che il 2026 sia un anno di conclusione di progetti già avviati. Cos'è la speranza per un malato, una persona che cerca di trovare risposta, ad esempio un malato neuromuscolare, di malattia neuromuscolare, Emanuela? E la speranza è tutto. È quella che ti fa alzare al mattino e dire vabbè, andiamo avanti anche oggi, che cerchiamo di vivere al meglio e soprattutto per i giovani e le persone che si troveranno purtroppo a dover affrontare quello che altri hanno già affrontato e noi ormai veterani di questo tipo di patologia stiamo lottando soprattutto per le nuove generazioni finché queste patologie non verranno debellate, però sono così tante che è difficile insomma debellarle tutte, ma migliorare sicuramente il tenore di vita delle persone che ne saranno portatrici ci stimola
e ci fa sperare di poter fare qualcosa. Grazie Emanuela Pozzan, coordinatrice neuromuscolare del Veneto, grazie veramente, e adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi lo abbiamo dato e fa sempre piacere, perché vuol dire far ispirare le persone. Grazie, a domani, andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno. Un altro assegno grande famiglia con dei ragazzi che adesso sono qua con me. Venite ragazzi, ciao, come state? Bene. Di là, girati, bravissimi. Là. Andiamo a prendere la roba. Allora, lo scatolone, i giubbotti per voi. Guardate che pesa. Allora dai a loro quelli leggeri. Prendi, bravo, prendili tutti che poi li proviamo. Bravissimi. Dallo a lui, guarda che ce n'è un altro. Tuo amore. Un altro, ce n'è un altro là di verde, lo vedi? Vieni. Un'altra mamma, un'altra situazione, 3 ragazzi, uno anche autistico, questa mamma che col suo lavoro non ce la fa. Chiameremo questa mamma Serenella, così, per la privacy, anche per i tuoi figli. Certo. Cosa vuoi dire? Cosa è successo nella tua vita? Allora, tante cose, diciamo, partendo, diciamo, dalla perdita, diciamo, del matrimonio, dopo i 3 figli da crescere da soli, il lavoro che non andava, tanti problemi di salute soprattutto ultimamente, è questo. Hai passato molto tempo in ospedale, io lo so. Sì, ho fatto 1 anno e mezzo avanti e indietro dall'ospedale perché ho avuto parecchi problemi sia di anemia che altre cose, diciamo. Poi sono stata operata e sembra che sia passato. La burrasca. Allora Serenella mi ha chiamato, ha detto: Mirella, non ce la faccio, 3 ragazzi, mi puoi dare una mano? E come non si può dare una mano? Certo che diamo una mano. Allora questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneto, che te lo meriti tutto, quindi lo so quanto impegno ci metti a crescere bene i tuoi figli. Da sola soprattutto. Da sola soprattutto, con una grande fatica, ma soprattutto per farti capire che c'è anche tanta brava gente che vi sta vicino e che vi aiuta. Cosa vuoi dire? Vi ringrazio assolutamente. Grazie. Ecco me. Grazie Serenella. Grazie mille. Quanto importante è questo aiuto, Serenella, specialmente qua a dicembre? Tantissimo. Sì. Gli affitti, le bollette, soprattutto che crescono, soprattutto avete sentito. Allora io chiamerei i ragazzi, vediamo qua. Dove sono i miei ragazzi? Eccolo qua. Allora, vieni qua con me. Aspetta, comincia a provare i giubbotti. Vieni amore. Ecco, lui è un altro ragazzo che ha problemi, è autistico, perciò non lo chiamiamo per nome. Allora prova i giubbini, provate, vediamo quello che vi va bene. Adesso porto indietro, questi sono i giubbini della Guardia di Finanza che ha regalato, perciò sono dei giubbini nuovissimi che io so che tu avevi bisogno, perciò è un bel regalo a questi ragazzi, servivano. Allora aspetta, tieni. Buon Natale. Buon Natale. E tu Buon Natale a tutti e grazie dei regali. E tu piccolino? Buon Natale, lo dice buon Natale? Buon Natale alla Rete Veneta. Caro lui, buon Natale alla Rete Veneta. E con questi saluti di buon Natale, anche da parte di Serenella, chiudiamo questa giornata. È stata una giornata molto importante. Ciao, buon Natale. Buon Natale.